Sportivi siciliani, ben trovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito in onda ogni domenica in diretta sul canale 78 del digitale terrestre, ovvero sul canale di Gold 78. Parliamo di calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria e anche oggi sarà una puntata ricca di sorprese ma soprattutto ricca di ospiti. Vado subito a presentare in postazione tecnica il nostro mister opinionista, ovvero Salvo D'Arrico. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Salvo, ben trovato, è un piacere trovarti in questa postazione perché, diciamolo pure, ormai non fai più l'allenatore, quindi hai un quadro tecnico più completo. Più o meno sì, hai indovinato. Senti, segui molto il campionato d'eccellenza, sia anche quello di tutti i Serie D? campionati di dilettanti, sì. Benissimo, qualche sorpresa questa settimana? Poca. Sì, qualche sorpresa c'è stata. Sì, qualche sorpresa c'è stata. Era una giornata importante. Importante in prospettiva per la prossima, tra l'altro, ma comunque non sveliamo niente perché andiamo subito a presentare anche gli altri due ospiti che con noi parleranno del campionato di eccellenza e anche del campionato di Serie D. Subito il nostro amico Antonio Foti. Buonasera Antonio, ben trovato. Grazie per l'invito, ben trovati. Grazie come al solito perché la tua è una competenza molto importante anche per il campionato di eccellenza che segui in prima persona, Chiaramente, sì, ho seguito più volte la Ciriale Calcio quest'anno, quindi sì, ho seguito anche questo campionato. Benissimo, con te parleremo anche non soltanto della Ciriale, ma anche con un ospite che in questo momento non pratica, tra virgolette, il calcio dilettantistico delle categorie dilettantistiche, ma pratica il calcio, lo insegna e devo dire anche con grande qualità nel mondo giovanile. Parliamo di Michele Cassisa. Buonasera Michele. Buonasera, grazie. Che ti ritrovo dopo qualche anno. Sì, infatti, circa 2 o 3 anni fa ci siamo rivisti qui. Calcio giovanile, che sembrerebbe una cosa semplice ma non lo è mai, dico molto bene? Difficile, però bellissimo nello stesso tempo poter un po' lavorare con i parte ragazzi. Il calcio, diciamo quello che conta, tra virgolette? Sì, dopo 10 anni in prima promozione. Secondo me ti danno più soddisfazione i giovani. Indubbiamente. Allenatore della squadra allievi regionali Giovani Leoni di Catania. Esatto. Come è andata oggi? Oggi è andata male. Oggi è andata male, però siete ancora in pool per i play-off. Sì, siamo quinti in zona play-off sicuramente. Michele, chiaramente con te parleremo anche di eccellenza e soprattutto di Serie D, perché comunque segui questi campionati, no? Certo. Perché voi siete tra l'altro la fucina dei giocatori che poi potenzialmente dovrebbero andare a giocare in quelle categorie. Infatti. Avete qualche giovane interessante? Nel settore giovanile sì, infatti ci sono tante squadre che hanno avuto i nostri giocatori degli anni passati, San Pio, Leonzio, tanti ragazzi sono nell'orbita dell'eccellenza, promozione e Serie D. Bene, sono contento perché voi lavorate con tanti giovani e sicuramente qualcheduno deve per forza uscire, no? Ci mancherebbe. Bene, grazie a Michele, con lui appunto commenteremo il campionato di Serie D e anche i 2 gironi del campionato di eccellenza, ma prima di iniziare la puntata odierna noi vogliamo rendere omaggio, un ricordo semplice, anche se soltanto con una foto, ad un calciatore che è stato per moltissimi anni un nome importante nel calcio dilettantistico siciliano, ma in modo particolare catanese. Tra l'altro la testimonianza di Salvo ce lo ricorda appieno. Parliamo di Turi Castorina. È più che un calciatore, lo ricordiamo come un grande esperto di calcio. Facciamo vedere la foto cortesemente. Il filosofo del calcio calcio giovanile di tanti anni fa. Questa è una fotografia chiaramente quando era giovane, no? Era più giovane, quando ancora forse praticava il calcio, perché poi a un certo punto decise di smettere, di non interessarsi più, ma ha fatto un po' la storia del calcio catanese. È vero. Tu che ricordo hai personale? Da premettere che non dobbiamo dimenticare che è stato il fondatore della San Pio X. Addirittura, quindi insomma un nome che... Tantissimi anni fa all'oratorio di Nesima. Benissimo, allora noi ci stringiamo alla famiglia. Conoscevo da più di 40 anni. Da più di 40 anni, quindi sicuramente avrai tantissimi ricordi. Sì. Ce n'è uno in modo particolare oppure così in genere comunque come grande calciatore? Mi ricordi tanto. Allora una cosa che ricordo con grande piacere che lui per tantissimi anni il pomeriggio dopo il lavoro si piazzava davanti in via Tinea, davanti Savia, e ci si riuniva lì a parlare sempre di calcio.
anche di tante altre cose. Benissimo. Di salotto e con questo sorriso lo vogliamo anche noi ricordare, noi di Penalty, il compianto Turi Castorina. E adesso parliamo di risultati, parliamo subito di Serie D, lo facciamo con la schermata per quanto riguarda questa settima giornata di ritorno, oggi domenica 19 febbraio 2017. Allora, questi gli incontri: Aversa Normanna perdente in casa contro l'Igea Virtus per 2-1, a Pomigliano Cavese batte Pomigliano 2-1, Città di Gela batte Castrovillari 3-1, a Gragnano Frattese batte Città di Gragnano 3-1, Due Torri Roccella chiaramente non si è giocata, partita vinta per il Roccella 3-0 a tavolino, a Rende Palmese batte Rende 1-0, Gladiator batte San Cataldese 1-0, Sicula Leonzio vincente con la Sarnese per 4-1 ed infine la Turris che batte il Sersale per 4-1. E a questo punto la classifica di oggi domenica 19 febbraio, classifica di questa settima giornata di ritorno. Guardiamo il tabellino: in testa la Sicula Leonzio con 52 punti, la Cavese con 49, c'è stato un piccolo errore, chiediamo scusa, Igea Virtus 48, la classifica non è aggiornata, allora a questo punto possiamo toglierla e la dico a voce, quindi dicevo la Sicula Leonzio con 52 punti, la Cavese con 49, Igea Virtus 48, Rende Città di Gela 44, Turris e Palmese 40, Gladiator 35, Pomigliano e Frattese 34, San Cataldese 32 punti, 31 il Città di Gragnano, l'Aversa Normanna con 28, Roccella 21, Sarnese 19, Castrovillari 17 punti, poi abbiamo infine il Sersale con 8 punti e il Due Torri che, come tutti ben sanno, è stata esclusa dal campionato. Adesso il tabellino di questa prossima domenica, quella che riguarda l'ottava giornata di ritorno, domenica sarà il 26 febbraio, abbiamo questi incontri in programma: Gladiator Aversa Normanna, Roccella Pomigliano, Palmese Città di Gela, Castrovillari Città di Gragnano, Frattese Due Torri che non si giocherà chiaramente perché il Due Torri è già stato escluso dal campionato, Igea Virtus Rende, Sersale San Cataldese, Cavese Sicula Leonzio ed infine Sarnese Turris. Allora, tra poco ci collegheremo con Lentini, il nostro inviato Enzo Sortino ci darà un po' il resoconto della partita vinta dalla squadra del presidente Leonardi, però prima voglio sentire un po' i nostri ospiti ed iniziamo con il commento tecnico del nostro mister Salvo D'Arrico. Allora, come vedi questa situazione? Continua la marcia inarrestabile della Leonzio. Dal cambio dell'allenatore con l'arrivo di Ciccio Cozza mi pare solo una sconfitta e poi più o meno tutte vittorie, forse tutte vittorie. E addirittura oggi erano in formazione rimaneggiata perché mancavano i due attaccanti titolari. Certo, la partita era abbastanza abbordabile, tra virgolette, no? Da quello che mi hanno raccontato dal punto di vista atletico, al secondo tempo hanno dilagato. È una squadra costruita per vincere. Chiaramente però ora il campionato avrà degli scontri diretti dove ci sarà, non dico la decisione, e già domenica prossima c'è lo scontro a Cava, no? E sono due gli scontri diretti praticamente importantissimi, certo, perché la Leonzio va a Cava dei Tirreni e l'Igea Virtus in casa con il Rende. Lì ci può essere in Igea Virtus Rende forse la dipartita, diciamo, del Rende se dovesse perdere, no? Però la partita più importante credo che sia questa, a Cava. Con un possibile trasferimento per buona parte dei tifosi che andranno a seguire la squadra del presidente, no, Leonardi? Certo, c'è un grande entusiasmo, è una squadra che è lanciata per la vittoria finale e credo che il Rende sia quella che fino all'ultimo darà filo da torcere alla Leonzio. Stiamo parlando poco dell'Igea Virtus, è un po' in fase calante, Virtus, però sì, sarà magari un po' in fase calante, però è la grande sorpresa. È la grande sorpresa della stagione. È una delle squadre più giovani. È vero. Io ho letto certe partite resoconti dove hanno giocato anche con 8 juniores, hanno una squadra giovanissima, un grandissimo allenatore, per cui sono ancora in gara comunque. Che poi sono sempre ancora in gara. Esatto, sono ancora in gara. Antonio Foti, invece tu che ne pensi di questa vittoria, chiaramente fuori casa, dentro casa della Leonzio? Diciamo una partita quasi un po' segnata, no? Era probabile la vittoria per la squadra di Cozza, ma come vedi adesso il prossimo incontro che sarà importantissimo per entrambe le squadre a questo punto?
Sì, decisivo l'incontro di domenica prossima al Simonetta Lamberti di Cava. C'è da dire che la Leonzio in quest'anno, ma non solo quest'anno, ha tutte le componenti che possono far sognare i tifosi. Oggi mi diceva il collega Gaetano Rizzo, che ha seguito per il Corriere dello Sport la partita, c'erano 1500-1600 spettatori per la Serie D, per la Serie D, e quindi che hanno, come dire, spinto, aiutato la squadra di Cozza a vincere una gara non del tutto trascendentale, perché la Sarnese non era un avversario difficilissimo, però dicevo delle componenti. La Lentini ha una società solida economicamente, non solo alle spalle, è già un punto in questo calcio oggi anche in terza serie ci sono grossissime difficoltà, quindi avere una società solida alle spalle in Serie D è importante. Poi dal cambio dell'allenatore, per carità, anche Catania era un ottimo allenatore, ma poi Cozza è uno che conosce e che solo col nome, come dire, aiuta, incute timore. Una buona squadra, quindi quella di domenica prossima sarà uno spartiacque molto importante. Fammi un pronostico veloce, dai. Io credo anche un pareggio. Un pareggio sì, potrebbe accontentare un po' tutto. Sono due forze, non dimentichiamo che i campi napoletani sono molto insidiosi, per fatti ambientali e quant'altro. Campo molto difficile, infatti, quindi anche troppo difficile. Anche un pari tutto sommato potrebbe garantire alla Leonzio di restare lì e poi di giocarsela, perché in casa è un fortino. Lo Stadio Lentini è un fortino. Michele, Città di Gela. Infantino sta facendo secondo me un lavoro straordinario, anche oggi una vittoria importante, certo abbordabile contro il Castrovillari. Potrebbe rientrare un po' nella possibile sorpresa ulteriore nella zona altissima della classifica, anche se attualmente occupa la quarta posizione? Sì, potrebbe rientrare, però penso che ormai le squadre, secondo me le squadre accreditate, Leonzio... Sono già definite? Sì, secondo me sì, come diceva poc'anzi, anche un pareggio domenica prossima a 4 punti dal terzo posto con l'Igea, 44 con 48. Sì, ora alla fine, come diceva poc'anzi il mister D'Arico, con gli scontri diretti che ci sono dalla prossima settimana in poi, tutto può succedere. Tutto può succedere. Forse probabilmente la partita contro la Cavese, per quanto riguarda la Sicuro Leonzio, determinerà uno spartiacque. Esatto, sicuramente. Esatto. Allora, vediamo un pochettino cosa è successo a Lentini. Dovremmo avere, se non sbaglio, come al solito, il collegamento telefonico con Enzo Sortino. Buonasera Enzo. Buonasera Ettore, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Allora Enzo, un'altra ennesima vittoria in casa, 4-1 questa volta contro la Sarnese. Raccontaci un po' la partita, tu che l'hai vista. Sì, direi che la nona vittoria di fila per i bianconeri, dunque a Lentini, come si diceva poc'anzi in studio, è un fortino dove nessuna squadra è riuscita a passare dall'avvento di Cozza. Dicevo, la partita di oggi è stata una partita non certamente facile, perché la Sarnese, secondo il mio punto di vista, è terzultima in classifica, non merita assolutamente questa classifica. È stata una squadra che ha dato un po' di filo da torcere, però la Leonzio, quando decide di vincere la partita, ci sono a tratti la Leonzio non demorde, però quando lo fa con grande stile, con grande tecnica, con grande ardore, e dunque 4 gol non sono pochi ad una squadra che si è difesa abbastanza bene. Certo. C'erano appunto, come avete detto in studio, 1500 persone, e questo incoraggia moltissimo per la trasferta di domenica, e già si preannunciano dei punti. Infatti volevo chiederti proprio questo Enzo, a questo punto insomma ci sarà una trasferta importante con i tifosi che non vorranno assolutamente perdersi l'opportunità di andarsi a giocare un big match importante a Cava di Tirreni. Questo pomeriggio il Presidente ha detto che secondo le previsioni non ci saranno meno di 100 tifosi al seguito della squadra. E sono già tanti. Che tutto sommato a Cava di Tirreni, se la Leonzio riesce a fare risultato, anche non vincendo, sarebbe già una buona cosa e terrebbe la stessa Cavese a 2 punti di distanza. Certo. Allora Enzo, per chiudere, una battuta in prospettiva anche di questa trasferta della squadra a Cava. Sarà una settimana dove la squadra sarà un po' blindata, secondo te? Io a fine partita in sala stampa ho fatto una domanda al Presidente se era una settimana particolare, in quanto doveva fare un ritiro particolare visto l'importanza della partita. Il Presidente ha detto: guardi, è una partita come un'altra, se non perché è un big match, ma la squadra si allenerà regolarmente senza tanta
essere blindata, però poi il ritiro avviene negli ultimi giorni che si regherà a Cava in ritiro, ovviamente. Perfetto, allora ci sentiremo la prossima settimana e così ci racconterai anche di questa importante partita in Campania. Grazie Enzo. Ettore, io volevo concludere dicendo, a parte il saluto degli ospiti che non conosco di persona, ma Antonio Foti va un saluto particolare da parte mia. Chiaro, grazie. Un saluto a tutti, grazie. Grazie a te carissimo. Allora, sarà una partita importantissima, quindi la squadra, la società, la città di Lentini si sta preparando. Salvo, sarà sicuramente una partita che si giocherà non soltanto in campo, ma si giocherà anche sugli spalti e proprio ci sarà una guerra di nervi, dei nervi. Una partita importantissima, però io sono sempre del parere che non è decisiva. Anche io sono di questa idea. Comunque il risultato, certo, dovesse vincere la Leonzio, il distacco allungherebbe. Piacerebbe chiaramente allungare. Però un pareggio, anche una vittoria della Cavese. Nulla è perduto, nulla è perduto. Bene, non si compromette voglio niente. chiudere il discorso di Serie D ancora con altre due domande ai nostri ospiti. La prima la rivolgo ad Antonio. Allora Antonio, della San Cataldese quest'anno se ne è parlato poco, però alla fine la San Cataldese quest'anno insomma porterà probabilmente, noi ce l'auguriamo perché insomma non è una neopromossa, una salvezza che un po' ci ha sorpreso in positivo perché insomma la squadra ha giocato e ha fatto dei punti che poi alla fine stanno risultando importanti per la classifica. La salvezza potrebbe rappresentare come vincere ancora un campionato, perché San Cataldo è una piazza difficile, ambiziosa. Ha già fatto la Serie D anche negli anni scorsi. Esattamente, quindi da questo punto di vista come dire, è già abituata anche a soffrire. Da questo punto di vista mi sento di dire che stanno facendo molto bene i dirigenti. Con la salvezza si potrebbe ricostruire un gruppo importante per cercare il prossimo anno ovviamente di aspirare chiaramente attraverso i giovani, con un mister giovane si può costruire per far bene il prossimo anno. Quest'anno la salvezza potrebbe rappresentare una vittoria di campionato. San Cataldo sa soffrire, quindi sono fiducioso anch'io. Come tu giustamente fai, tu il tuo staff, la tua struttura si va a cercare tutti, come dire, questi scoop. Sì, secondo me sì, è vero. Esattamente, quindi addirittura, già vero. Stiamo lavorando anche su un buon settore giovanile. Esatto. E questo insomma è fondamentale, tu sei un protagonista. Li abbiamo del incontrati giovanile. Per 3 anni consecutivi, un ottimo campo, una bella struttura. Campo in sintetico? Esatto. E questo fa tanto per i ragazzini stanno lavorando bene sul settore pallone. Giovanile. Si fa capire soprattutto che stanno programmando. Esatto. Sì. Magari non sbandierando ai 420, però stanno in programmando silenzio, affari spenti, come esattamente. si suol dire. E quindi poi è normale che la San Cataldo, la San Cataldese ti fa dei campionati importanti, perché il campionato di Serie D è un campionato importante in questo momento. Io ormai lo chiamo come Lega Pro 2, perché né più né meno è un celato. Basta vedere le piazze, anche l'Igea, Barcellona Pozzo di Gotto, che è una piazza ambiziosa, ha sempre fatto calcio, ha sempre fatto bene, quindi, e poi le napoletane, quelli là sono campi importanti, piazze importanti. Quindi... Molti anni fa una Serie D era molto siciliana, c'erano più della metà delle squadre erano siciliane, chiaramente abbiamo pagato lo scotto anche di molte improvvisazioni, adesso pian pianino le squadre siciliane diventano sempre di più. Peccato per il Due Tori, e su questo voglio fare la domanda al nostro Michele. Il Due Tori che molla a metà campionato, falsandolo in un certo senso, e anche un po' inaspettatamente, perché parliamoci chiaro, il Due Tori era partito con una squadra, con un'idea che voleva confermare quello che di buono aveva fatto lo scorso anno. Secondo te che cosa può essere accaduto? Ma come diceva poc'anzi, la programmazione, l'improvvisazione, non si può affrontare un campionato di Serie D se non si è programmati già alle spalle, ma no dall'anno scorso, da 2 anni, almeno 5-6 anni di programmazione, poter lavorare, ma soprattutto replico a dire anche sul settore giovanile. Infatti il Due Tori hanno pescato tantissimo nella piazza catanese. Ah, addirittura, tu ci puoi confermare questo? Sì, anche qualche giocatore nostro è andato a giocare in prima squadra l'anno scorso, Roberto Marino ha giocato in prima squadra, un 98. Quindi avevano puntato sui giovani? Sì, però la programmazione magari... È quella che poi ti uccide, se non ce l'hai ti...
ti massacra. Il settore giovanile in un centro è un piccolino, è un piccolo centro, però è anche le difficoltà. La Serie D d'altra parte, quando la si programma non tanto quando è in corso la stagione, ma si programma l'anno prima. Cioè il Due Torri, quando passa dall'eccellenza alla Serie D, sa benissimo che passo sta facendo, come probabilmente potrebbe succedere, non me ne vogliono gli amici di Trapani che ci seguono, per la squadra del Paceco. Paceco è un quartiere, tra virgolette, seppur è una realtà comunale di Trapani, che quando si ritroverà, speriamo per loro, ci mancherebbe, noi ce l'auguriamo, in Serie D, dovrà pensare che comunque il pubblico diventa fondamentale, ma quando sei un quartiere di una grande città che fa i professionisti... A parte la cosiddetta programmazione, questo termine che è abusato nel calcio. Sì, è un po' di... Comunque, ma l'impegno economico finanziario della Serie D è notevole. È notevole. La differenza tra l'eccellenza e la Serie D è ampia, grande, troppo. Assolutamente. Sono due campionati completamente differenti. Giusto, dimmi. Anche perché in Serie D non puoi fare conto sugli incassi, bravo, non puoi fare sugli abbonamenti, benché meno i diritti televisivi, certo, non esistono. I contributi da parte della regione, provincia non esistono più, quindi è meno male, se non ti organizzi con degli ottimi tecnici del settore giovanile, non vai da nessuna parte. È chiaro che poi diventi il fuoco di paglia e diventi la barzelletta del campionato. È vero. Bene, adesso parliamo di di eccellenza, lo facciamo subito con il tabellino per quanto riguarda questa giornata, la settima giornata anche in questa occasione, di oggi domenica 19 febbraio. Subito i risultati del girone A, eccoli qua. Pro Favara batte Alba Alcamo 2-0, Mussomeli Parmonval 0-0, Marsala batte Atletico Campofranco 2-0, Nissa Dattilo Noir 1-1, Paceco batte Licata 1-0, Troina batte Mazzara 2-1, Agela Castelbuono batte Terranova Gela 3-1 ed infine Riviera Marmi batte a Castelvetrano la Folgore Selinunte per 2-1. Risultati un po' scontati, ci sorprende come il Terranova sia ritornato in campo, ma su questo tra poco ne parleremo. Si conferma in vetta chiaramente il duo Troina-Paceco. Guardiamo il tabellino della classifica, appunto Paceco e Troina in testa con 44 punti, la Folgore con 40 punti, Riviera Marmi 39, Alba Alcamo 33, Dattilo Noir e Nissa 32, Licata e Castelbuono 30, Parmonval e Mussomeli 27, Campofranco e Mazzara 26, Pro Favara 21, Marsala 16 ed infine il Terranova Gela con 4 punti, tenendo presente che ne ha ben 12 di penalizzazione. A questo punto il tabellino della prossima settimana sarà una settimana intensa anche per queste squadre del campionato di eccellenza Girone A. Il turno prevede Dattilo Noir Selinunte, Riviera Marmi Mussomeli, Alba Alcamo Paceco, Mazzara Pro Favara, Castelbuono Nissa, Parmonval Sporting Club Marsala, Licata Terranova Gela ed infine Atletico Campofranco Troina. Allora, abbiamo anche qualche immagine riguardante la partita della Nissa che ha pareggiato in casa con il Dattilo, ma prima di mandare in onda queste immagini volevo fare un po' il quadro tecnico insieme a mister D'Arrico. Allora, che diciamo? Intanto Troina e Paceco in testa alla classifica e pare che ormai il campionato a meno di sconvolgimenti con la Folgore. Però abbiamo detto che la Folgore oggi perdendo questa partita importantissima si è un po' attardata, mentre fino alla scorsa settimana volevano assolutamente rientrare nel giro promozione. Pare che la squadra attualmente più accreditata sembrerebbe il Troina la più attrezzata, però il Paceco in testa e i risultati gli danno pienamente ragione. Sarà una sfida fino all'ultima giornata, credo. E vedi favorito il Troina? Leggermente il Troino, leggermente. Ma molto leggermente oppure? Molto leggermente. Molto leggermente, vabbè. Ok, facciamo vedere un attimo queste immagini del pareggio in casa tra la Nissa e il Dattilo, entrambi in classifica adesso con 32 punti. Eccoli qui, era passata in vantaggio addirittura la squadra che giocava in trasferta, ovvero il Dattilo, e poi dopo c'è stato il pareggio della Nissa. Battuta con Antonio Foti, campo in terra battuta, da panico per un campionato sabbia, dice bene Michele,
Antonio, un campo impossibile, ancora una volta si conferma il fatto che non si può assolutamente nel 2017... Questo campo? Sì, dimmi Michele. Lo fece costruire? Sì. Sai chi? Non so, dimmi tu. Benito Mussolini. Addirittura, quindi parliamo dell'era fascista. Sì. Beh, almeno non crolla, una cosa è certa. Almeno non sì, crolla. Questo sì, però voglio dire, un campo... È vero. Qui c'è il pareggio della Nissa. Una battuta su questa Nissa, capoluogo di provincia che vuole assolutamente ritornare comunque nel calcio che conta. Caltanissetta con la Nissa, a parte il campo, che dico già dire a parte il campo è veramente utilizzare un eufemismo, perché un capoluogo di provincia, un centro grosso dovrebbe avere una struttura idonea, al di là della serie, certo non possiamo pensare che a Caltanissetta possano costruire lo Juventus Stadium, però quantomeno omologare, sistemare quello esistente o pensare ad un altro campo non sarebbe male. Sappiamo che stiamo parlando di sogni, di cose, quindi la Nissa appunto è l'esempio lampante di come sia difficile uscire fuori dalle sabbie mobili di questi campionati. Sì. La difficoltà, perché dicevi il Dattilo è andato a giocare a fronte alta, è passato in vantaggio, quindi la Nissa è un altro esempio che, nonostante ci sia la voglia, la programmazione, come diceva mister D'Arico poc'anzi, di venire fuori da questi campionati, stenta, e quindi con tanta difficoltà è lì nelle sabbie mobili di questo campionato. Speriamo che possa riprendersi almeno una categoria, due categorie, sarebbe il sogno, una categoria. Già la Serie D potrebbe essere la Serie D potrebbe essere già consona a quelle che sono le aspettative di una piazza importante come quella di Nissena. Voglio farvi sentire adesso l'intervista che ha realizzato Calcedonio Iacuzzo con il mister del Dattilo, un allenatore in ascesa, grande qualità tecnica per quanto riguarda la sua squadra, oggi ha pareggiato a Caltanissetta, quindi un risultato assolutamente positivo. Sentiamo un'intervista di Massimo Formisano. Bene, niente, credo che loro non si aspettassero la nostra partenza, perché abbiamo avuto un ottimo impatto con la gara e nei primi 10 minuti abbiamo sfiorato più volte il gol, siamo andati in vantaggio credo meritatamente, e poi loro nella prima vera occasione ci hanno fatto gol con un gol poi addirittura di un'altra categoria, perché sono stati 3-4 passaggi al volo, è riuscito tutto benissimo e niente, c'è solo da battergli le mani e basta. Poi la partita il primo tempo è stata credo abbastanza combattuta da tutte e due le formazioni, abbiamo creato tutte e due nonostante il campo non permetta di giocare un bel calcio, però le squadre si sono date battaglia e poi magari il secondo tempo sono usciti un po' fuori loro, meglio messi in campo, ci hanno creduto un po' di più e ci sono state un paio di occasioni che adesso non sto a commentare, però tutto sommato devo dire che i miei ragazzi si sono difesi abbastanza bene, non siamo stati bravi a sfruttare gli spazi lasciati, ci potevano essere delle importanti ripartenze, però abbiamo sbagliato qualche controllo di troppo e insomma qualche ripartenza importante. Mister Formisano, allenatore del Dattilo che ha pareggiato a Caltanissetta, e adesso ci colleghiamo proprio con Caltanissetta perché è la volta di parlare anche con il mister di questa Nissa che continua secondo me a cercare di entrare almeno nella griglia dei playoff. Parliamo con Alessio Sferrazza. Buonasera mister. Buonasera a tutti voi. Allora mister, un pareggio oggi in casa ha fatto sì che bene o male la classifica non sia spostata più di tanto. Sì, diciamo la classifica è sempre quella perché diventa ogni domenica dura fare punti a ovunque ai campi, c'è chi si deve salvare, ovviamente c'è chi ha obiettivi per l'età e un pochettino più alti di fare playoff, vincere il campionato, e quindi ogni domenica è sempre una battaglia, anche se devo dire che purtroppo oggi ha vinto l'arbitraggio con i suoi assistenti, perché sono stati veramente non all'altezza del match. Mister, però non appelliamoci soltanto agli arbitri, ecco, io difendo un po' la categoria, io credo che comunque dobbiamo parlare di pallone, gli arbitri sono una componente, non sono fattori assolutamente importanti per il risultato finale, non voglio fare polemica però con questo. No, ha perfettamente ragione, però quando non vengono assegnati 2 calci di rigore, gli annullano un gol regolarissimo, capisce bene 3 occasioni nitide da rete,
compromettono più la gara, e quindi diventa anche dura di parlare di calcio. Certo, questo è anche vero. Come domenica scorsa vado in vantaggio contro la Riviera Marmi, un minuto dopo mi è stato assegnato un calcio di rigore contro, poi ho rivisto le immagini, ma cosa abbiano visto non si sa, però è pure giusto parlare di calcio, e devo dire che abbiamo incontrato un ottimo Dazio, una bella squadra, ben messa in campo, un ottimo tecnico, Massimo Formisano. Sì. Ci dispiace, sono rammaricato più che altro perché poteva essere una gara ancora più bella se, ripeto, la terna fosse stata all'altezza del match, solo questo. Senta mister, in questo girone in testa un'accoppiata di grande qualità, Troina e Paceco. Secondo lei chi potrebbe spuntarla nella classifica finale? Ma può essere che tra i due litiganti il terzo gol. La Folgore? La Folgore è una gran bella squadra, un ottimo allenatore, penso che sia l'unica delle tre che si adatta meglio ai cambi anche in terra battuta. Però attenzione mister, perché fuori casa il Riviera Marmi oggi proprio a Castelvetrano è andata a vincere, per cui ha accorciato anche la possibilità della Folgore di agguantare una potenziale seconda posizione, ma nel frattempo ha rilanciato il Riviera Marmi, perché la vittoria fuori casa per la squadra trapanese ha fatto sì che adesso insomma soltanto un punto li separa. Chiaro. Sono delle ottime squadre con caratteristiche diverse ovviamente, perché il Torino sono un po' più palleggiatori, anche se poi magari sotto porta potrebbero anche fare qualcosina in più, dovrebbero essere un po' più cinici. Il Paceco è una bella squadra, solida, è partita prima in testa e al campionato fino ad oggi, se non erro, è prima in classifica, quindi è tutto dire. Certo. Quello che, ripeto, secondo me ho visto bene sia dentro che fuori casa è la Folgore, perché rispetto alle altre vedo che si riesce ad adottare meglio anche i terreni in terra, dove magari sia il Troina che oggi mister parlavamo insomma di questo campo di Caltanissetta che insomma lascia esterrefatti, tra l'altro pensando che voi avete un Pian del Lago meraviglioso. Non riusciamo a capire perché preferite giocare al vecchio Palmintelli e non appunto nello stadio di Pian del Lago. Questa è una domanda che mi sorge spontanea, ma vi ripeto, senza polemica. Sì, questa è stata una scelta di cuore fatta alla società, perché per far venire più gente al campo, Ho capito. Si trova in una zona centrale, però è pure vero che abbiamo uno stadio eccezionale, ovviamente c'è da metterci le mani perché c'è in erba vera, quindi c'è la manutenzione diversa, sì, questo è anche vero. ovviamente. Ultima battuta, settimana prossima partita contro il Castelbuono, cosa si aspetta? Sicuramente sarà una partita dura, perché so che in casa loro su 11 gare o 11 o 12 gare che hanno disputato non hanno mai perso, e quindi è tutto dire. Hanno fatto 6 vittorie e 6 pareggi. La loro roccaforte è stata Castelbuono in casa, quindi sarà una gara abbastanza dura. Ovviamente noi andremo lì per fare la nostra onesta partita, rispettare l'avversario e cercare di portare dei punti a Caltanissetta. Certamente. Bene, grazie mister, allora un in bocca al lupo per la stagione e un saluto a tutti gli amici di Caltanissetta che ci seguono. Grazie a voi e buona trasmissione. Grazie al mister della Nissa, ovvero Alessio Sferrazza, giovanissimo allenatore che da quest'anno sta guidando questa squadra capoluogo di provincia che, come ha detto giustamente Antonio Foti, è una squadra che merita ampiamente categorie più importanti, però è anche vero che c'è un percorso di crescita che il presidente Ferrante ha attuato da qualche anno, sono passati giustamente dalla promozione adesso all'eccellenza con grande voglia, ma tanta organizzazione, perché questo lo ha sottolineato il presidente, non è pensabile che nel giro di 2 stagioni si riesce a raggiungere la Serie D oppure la Lega Pro, tutto avviene gradatamente. Lì un consiglio che ci sentiamo di fare è si potrebbe sicuramente forzare la mano sul settore giovanile e magari mettere d'accordo le scuole calcio, così, perché Caltanissetta è povero di calcio. Per vedere del calcio importante bisogna andare nella parte orientale, quindi Catania, Siracusa, Messina,
Messina oppure Palermo. Agrigento sì, però dico siamo fuori provincia, e quindi da quel punto di vista secondo me bisognerebbe puntare più e credere più nel settore giovanile. Perfetto. Sul fatto dei campi, noi lo possiamo dire, vai. Ultra cinquantenni, anche più. Ai nostri tempi i campi erano come quelli, anche ai tempi. Sì, assolutamente. Tutti così. Ma non eravamo nel 2017. Adesso nel 2017. Però non voglio essere polemico. Non c'erano le scuole calcio. Non c'erano le scuole calcio anche, Non c'erano quantomeno non c'era i polli di allevamento, il business degli allevamenti però giovanili. A quel tempo la media dei giocatori dilettanti giovanili, non parliamo di Serie A, era molto più alta e si riusciva a giocare anche bene perché la tecnica il pallone era molto particolare, anche in campi bruttissimi, e lo ricorderà anche un mio ex allievo che ha giocato con me nella Palestro. Giocava con te? Nella Palestro. Era un suo ex giocatore? Il nostro fortino era Fontana Rossa, d'altra parte che era un campo meraviglioso. Che ruolo giocava Michele? Terzino, un difensore arcigno. Bene. I campi di quel tempo. Oggi abbiamo il sintetico. Ecco spiegato perché insomma le sue squadre sono sempre molto battagliere, perché proprio l'idea, la concezione da difensore arcigno l'hai poi portata anche prima non prendere gol e poi magari farlo. Bravo. Invece, a parte la polemica e le battute, è chiaro che la situazione dei campi condiziona anche la tipologia di partita. C'è una cosa è giocare sul sintetico, cambia tutto, sono d'accordo. E molte squadre hanno anche difficoltà nel cambiare. È vero. Non ho chiesto chi può vincere questo girone A del campionato d'eccellenza. Battuta veloce, Antonio? Troina e Paceco. Troina e Paceco sono due le squadre, una sola la vince la stagione. Troina forse è meglio attrezzato. Attenzione, perché hanno anche la possibilità della Coppa, il loro proseguo in Coppa può essere un'ulteriore chance. Il Troina secondo me ha più fame di vincere, perché ci prova già da qualche tempo, da qualche anno, ha speso tanti soldi, quindi è un'incognita, o scoppia, ma non credo. È pieno di stranieri. È pieno di stranieri, sì, però dico c'è più fame di calcio secondo me a Troina. Vedremo rispetto a Paceco, che comunque sta facendo molto bene. Assolutamente. Michele, secondo te chi vince? Secondo me anche il Troina. Il Troina, vabbè, allora abbiamo capito che tifiamo un po' Troina, però non ce ne vogliono gli amici di Trapani che ci seguono in tantissimi, anche noi tifiamo Paceco. La nota sul discorso per la prossima stagione è legata al fatto che il pensiero che un piccolo centro debba poi dopo soffrire in Serie D un po' ci spiazza, però è anche vero che se loro evidentemente hanno degli obiettivi di raggiungere il campionato di Serie D, ben venga, perché vuol dire che hanno le idee ben chiare, no? Non è facile. Perfetto, allora adesso passiamo alla girone B che anche questa settimana ha riservato qualche piccola sorpresa. Passiamo subito ai risultati, anche in questa occasione settima giornata di ritorno. Il big match Pedara San Pio X Palazzolo è finito 0-0. Belpasso perdente in casa contro il Biancavilla per 5-1. Città di Rosolini batte Città di Sant'Agata 3-2. La partita Ciriale Giarre, come tutti ben sanno, si giocherà domani alle 15 al Tupparello. Milazzo batte Rocca di Caprileone 1-0. Sporting Taormina batte Pistunina 2-1, Real Avola Sporting Viagrande 2-2 ed infine Città di Scordia Torregrotta 2-0. A questo punto la classifica, che come potete immaginare è rimasta leggermente immutata, a parte per il fatto che la Ciliare non ha giocato il suo incontro e che appunto disputerà domani, ma soprattutto perché il big match Pedara San Pio X e Palazzolo è finito 0-0. Guardiamo la classifica, appunto, dove in testa abbiamo il Milazzo con la San Pio X con 45 punti, perché il Milazzo oggi vincendo ha raggiunto giustamente anche la prima posizione. Città di Sant'Agata di Militello e Palazzolo 44, Aciriale 42, Città di Scordia 38, Giarre 33, Sporting Taormina 32, Biancavilla e Città di Rosolini 30, Real Avola 28, Rocca di Caprileone 27,
Sporting Via Grande 24, Pistulina 14, Belpasso 10 ed infine il Torregrotta con 5 punti. A questo punto sottolineiamo appunto che la Ciriale e il Giarre hanno una partita in meno. Guardiamo il tabellino della prossima settimana, sarà l'8ª giornata di ritorno, si giocherà domenica 26 febbraio, questi gli incontri: Città di Sant'Agata a Ciriale, e qui insomma è un mega big match, così come è un big match l'incontro tra Milazzo Pedara San Pio X, poi avremo Sporting Taormina Città di Rosolini, Biancavilla Città di Scordia, Sporting Via Grande Belpasso, Torregrotta Pistulina, Palazzolo Realavola ed infine Giarre Rocca di Caprileone. Allora, carissimo Salvo, è un bel dire. Intanto parliamo di questa giornata che ha riservato un pareggio nel big match, ma soprattutto il Milazzo che ne ha approfittato e ha raggiunto la vetta. Perché la sorpresa è stata la sconfitta indubbiamente del Sant'Agata. Attenzione, perché questo Città di Rosolini, sorprendentemente in casa ha avuto la meglio contro una squadra che è leggermente in crisi. Non so, sì, vabbè, non parlerei tanto di crisi, non solo perché viene da una sconfitta sonante, addirittura mi pare a Pistolina. Sì, aveva perso invece ha fatto un exploit battendo la ex capolista. Però qui appunto, a parte la partita, scontro diretto San Pio X Palazzolo, vabbè, lo 0-0 ci può stare. Ci può stare, si sono divisi la posta, come si suol dire. È stata una partita, una battaglia dove pare che il Palazzolo ha avuto anche l'opportunità di poterla vincere. È più pronto secondo me il Palazzolo per questi incontri, è più pronto. Allora, qui credo che sia più pronto. Perché tu mi chiederai il pronostico, no, il pronostico è semplicissimo. Poi voglio sentire quello anche di Antonio, perché lui è molto vicino ad Ciriale. Io lo posso dire, il pronostico sbaglio tutti, per cui non c'è problema. Non è importante. Vai. Lì è semplice, fra le 5 squadre una vincerà il campionato, è chiaro. Bravo, allora secondo me hanno tutte più o meno le possibilità di poter vincere il campionato, perché dal rendimento del campionato di tutte quante più o meno si equivalgono, però io leggermente opterei per una leggera preferenza per il Palazzolo. Per il Palazzolo, vediamo un pochettino, perché e domenica credo che ne approfitterà. Potrebbe approfittarne, perché la Ciriale gioca sulla carta la partita più semplice, no? Certo, sulla carta, perché ho l'impressione che questo girone ci regala ogni settimana incontri a sorpresa. Allora, voglio sentire il tuo parere. Tra l'altro domani si giocherà questa partita che per la Ciriale diventa fondamentale, a parte tutto quello che è successo in settimana, le dimissioni, il ritorno in campo ad allenare di Anastasi, ma soprattutto la Ciriale ha l'opportunità, potenzialmente battendo il Giarre, di andare in testa e giocarsi questo big match contro il Città di Sant'Agata con una forza anche mentale notevole. Come vedi questa situazione? Sì, non vorrei fare l'uccellaccio del malaugurio, anche perché io sono di Ciriale, vivo di Ciriale e quindi vivo la realtà e so quanto. E noi non tifiamo neanche contro il Giarre, stiamo soltanto leggendo i fatti. Noi non facciamo i tifosi, c'è da fare un discorso. Prima quando tu hai detto tifiamo, noi non facciamo i tifosi. Mai. Ovviamente io sono di Ciriale, vivo di Ciriale, mi fa piacere se la Ciriale conosci la realtà, chiaramente, ma Ciriale e Giarre sono tutti ormai l'area metropolitana, non siamo più province, quindi siamo tutti un comune, diciamo, quindi però devo dire che la Ciriale ha acciccato i match point in casa con Biancavilla, col Palazzolo, secondo me è anche la squadra meglio attrezzata e forse più di una spanna al di sopra delle altre. 2 su 3. Il Sant'Agata un po' queste battute del resto fase calante. Dimostrano che c'è appunto una fase calante, un periodo negativo in corso, in pieno, e quindi da questo punto di vista non lo so, la Ciriale ha acciccato col Biancavilla, poi perdendo a Milazzo, col Palazzolo in casa, poteva allungare, non lo ha fatto. Poi anche questi problemi in società con la tifoseria che è un po', non lo so, perché ho seguito anche la partita l'amichevole contro i cinesi di Fabio Cannavaro, i tifosi contestavano, quindi lì bisogna dire solamente un bravo comunque ad D'Amico, che ci sta mettendo facce e soldi. La faccia soprattutto. Faccia e soldi. La Ciriale non è una piazza facile, purtroppo ancora si pensa alla C1 se non alla B, sbagliando. Pertanto
e lì se la gioca, ma ripeto, ho visto il Palazzolo leggermente meglio da un punto di vista psicologico e anche da un punto di vista Michele, tecnico. sei d'accordo in quello che dice Antonio? Sì, così facciamo che entrambi puntate sul Palazzolo, così come anche Mister D'Arrigo. No, come diceva poco fa, è una spanna più avanti rispetto a tutte le altre. Io in questo girone invece vedo rammarico dello Scordia. Ecco, guarda, tra poco ci colleghiamo con Scordia, dell'andata, del che sta succedendo qualcosa di strano a Scordia. Sì. Poi se mi dai una battuta a margine pure io, mi prenoto per l'intervento. Dato che volete parlare tutti dello Scordia, io adesso io non voglio parlare dello Scordia, io lo dico subito, rubo la scena. Tornando al discorso della Ciriale, l'unico come dire, vantaggio che non è indifferente è che ad Aciriale vinci 2 partite, la piazza si entusiasma e poi veramente vanno in 1000 in trasferta. Poi pareggi una partita ed è crisi. Quindi se la Aciriale dovesse domani vincere, arrivare a agganciare il Milazzo a 45 così, trasferta super per i tifosi. Questori permettendo. Mi avete detto qualche cosa sullo Scordia. Sì, allora è semplice. Mi voglio collegare prima con Lorenzo Cugliara, perché voglio sapere un pochettino di questa vittoria 2-0 contro il Torregrotta, e perché qui insomma stiamo cercando di capire, mannaggia quei punti persi all'inizio di stagione, come diceva giustamente anche il nostro ospite Michele Cassisa. Abbiamo in collegamento Lorenzo Cugliara. Lorenzo! Buonasera a tutti, agli amici. Sento un ritorno di eco che dà un po' fastidio, però insomma riesco a parlare lo stesso. Benissimo. Saluto tutti, dicevo, allora... Ma se non ci fossero stati quei punti persi a questo punto, guarda, come già ho detto anche la scorsa settimana, insomma lo Scordia poteva dire la sua, secondo me. Allora, Scordia non vogliono parlare del passato, il Presidente è stato molto chiaro, perché il passato ormai non si può più recuperare. Sono state 4 sconfitte consecutive che hanno praticamente, soprattutto quelle in casa, con Taormina, col Biancavilla e col Palazzolo, che hanno in un certo senso tarpato le ali alla formazione di Pippo Romano. Si guarda positivamente adesso alle 8 gare che rimangono, perché lo Scordia è al 9° risultato utile consecutivo, sì. non praticamente prende gol dal 18 dicembre del 2016, ha vinto 7 gare dopo 2 pareggi e ha subito praticamente in queste 9 gare 2 gol e ne ha segnate 22. I numeri sono dalla parte del mister Romano, allora, a questo punto, no? Sì, ma a parte, voglio dire, mister Romano ha dato un'impronta di gioco, la squadra fa un calcio spettacolo. Oggi è chiaro che l'avversario era, diciamo così, il fanalino di coda, che non ha espresso assolutamente gioco, ha badato bene a non prendere gol, l'approccio è stato di quelle gare classiche che tu insomma vuoi fare un solboccone degli avversari, poi alla fine ti ritrovi invece con 1-0-0 al primo tempo. Però voglio dire, quello che più conta è che la squadra ha vinto, ma bisogna fare i conti purtroppo, e questo è l'handicap di un organico molto ridotto, quello dello Scordia, e basta una squalifica come quella di oggi, quella di Provenzano, o un infortunio venerdì scorso in allenamento come quello di Messina, o Gambino che parte dalla panchina, è chiaro che poi alla fine succede. Allora... È chiaro che alla fine chi la spunterà sono chi ha l'organico come il Palazzolo, insomma, come le squadre che hanno un organico sicuramente più vasto. Lorenzo, settimana prossima sarà una partita fondamentale, perché giocherete a Biancavilla, o dentro o fuori a questo punto. L'ultima grande chance per cercare di agganciare la zona playoff, anche se attualmente insomma è ancora distante. Ma il paradosso è che lo Scordia è a 4 punti dai playoff e a 7 dalla vetta, voglio dire, a 8 giornate dal termine tutto è possibile. Si parlerebbe di campionato, però voglio dire, è chiaro che la concorrenza è agguerritissima, ci sono squadre, diciamo molte squadre lì in testa, ma soprattutto, ripeto, il grosso handicap, o se vogliamo il punto interrogativo, è quello dell'organico, perché se in questa squadra in una partita dovessero mancare contemporaneamente 3 giocatori, sono davvero guai, e quindi questo insomma è un problema. Però il Presidente ci crede, questo è sicuro. Benissimo, allora vedremo cosa succederà la prossima settimana. Nel frattempo ti ringrazio come al solito per il tuo commento tecnico e un in bocca al lupo a tutto Scordia. Sicuramente, grazie a voi e buona serata. Grazie a Lorenzo Cugliara, detto stampa del Città di Scordia, che
a questo punto sembrerebbe potenzialmente una squadra disturbatrice tra le 5 che sono in questo momento nella zona caldissima di questo girone B del campionato di eccellenza. Allora, Battuta, volevi dire qualcosa sullo Scordia? Questa sera sono a 4 punti. Sì, certo, potenzialmente a 4 punti, perché domani se la Cireale vince... Lorenzo ha detto giustamente i problemi di organico. Sì. Però se andiamo ad analizzare dall'inizio della stagione, dalla preparazione ad oggi, lo Scordia ha tesserato decine e decine di giocatori, ha cambiato squadra in continuazione, per cui questa continuità non ci poteva essere. Non ci potrà essere, è vero. Quindi... Ecco, ora sono riusciti a quadrare. Però è anche vero che la rosa è limitata. E anche con la rosa limitata. Aveva un buon organico. Sì, ma c'era un vai e vieni, non si può fare il calcio, ragazzi, con un porto di mare. È calcio dilettantistico, però non si può fare così. Chi va, chi viene, succedono. Allora, io nel frattempo volevo fare vedere alcune immagini della Cireale che fanno un po' da sottofondo, perché siamo quasi ai saluti. A Cireale che a questo punto deve rendersi conto che non può più perdere i big match, o quantomeno nei big match deve dire la sua, perché la cosa più importante per vincerlo questo girone B del campionato d'eccellenza. Lo possiamo dire? Ettore, tu li chiami big match, io dico, no, perché sono tanti, sono 5 squadre. Io dico che ha acciccato i match point, sì, che non erano match point perché non si arrivava e non si vinceva nulla al termine di quel match, però tu hai l'incontro in casa col Biancavilla e va come va. Poi hai le possibilità col Palazzolo perché c'erano 2000 persone, certo, al Tupparello, e va come va perché comunque c'è anche l'avversario, per carità, che non è il Biancavilla. Con tutto rispetto al Biancavilla, il Palazzolo è veramente una squadra che poteva anche vincere al Tupparello. Quindi da questo punto di vista la Cireale adesso deve fare quadrato, il ritorno... Lanciamolo questo messaggio, chiaro, certo. Approfittane per... Sbagliando anche qualche partita, anche all'andata, partita... Chiaramente. Che sul pronostico era semplice. Poteva essere... Anche io credo, perché l'ho vista nelle ultime settimane, che tutto sommato la Cireale, e sto parlando dei giocatori, di chi ha il borsone in spalla con la scritta Cireale Calcio, non ci credono. Sono i primi a non crederci. Perché anche, vi dico una cosa, nella gara amichevole contro la squadra cinese, sì, un difensore, io purtroppo mi piace dire le cose come stanno, stiamo giocando con i cinesi, così, con a parte il fatto che davanti c'avevano dei giocatori professionisti, poteva essere soltanto una bella passerella. Pato e gli altri non hanno giocato in quella gara, però voglio dire, la sufficienza, pronti via, 1-0. Questo è sbagliato. 2-0, 3-0. Allora, questi campionati, mi verrebbe di dire ai miei tempi, ai nostri tempi, erano campionati che erano, la caratteristica di questi campionati era palla avanti e pedalare, calzone, il fallo in reazione. Invece adesso vedo tante, mi vorranno perdonare le signore, vedo tante signorine, il tatuaggio, le cose, si pensa più altro. Molto passerella. Noi stiamo parlando di un campionato che è tantissimo, per carità, c'ha molto professionismo dentro, ma stiamo parlando di eccellenza. Assolutamente. Dobbiamo correre, dobbiamo sudare. Quando parliamo di questi campionati io mi amareggio pensando che ci sono persone che fanno solo quel mestiere e giocano nel campionato di eccellenza. Esatto. Perdonatemi, quello non è dilettantismo. È gente che si allena 5 volte alla settimana. Vabbè, allora fai questo, allora ti fanno diventare. Quindi quando poi fai certe cavolate in campo, veramente il tifoso si arrabbia. Allora, attenzione perché ho pochi minuti e voglio parlare anche con Michele di calcio giovanile, perché insomma lui è una bellissima realtà e poi è un tuo ex giocatore, dobbiamo dargli giustamente la passerella. Allora, Michele, parliamoci chiaro, che questo campionato degli allievi regionali che tu insomma stai disputando è un campionato dove comunque c'è del calcio, ci sono dei ragazzi interessanti, sì, e forse qualche società in più dovrebbe venirle a vedere queste partite. Ma noi, per questo non ci sono problemi, perché tanti osservatori vengono, ma non solo da noi, ma in tutti i campi, a guardare i ragazzi. E poi abbiamo la fortuna e la possibilità di poter ogni anno disputare il campionato Gaetano Scirea. Ah, bello, dove ci sono tutte le squadre professionistiche del mondo, l'unica dilettantistica è la vostra. È la nostra. Ah, ma hai inviti questo torneo? Invito, è l'unica avete fatto società, bella figura e quindi è da vi 3 hanno anni che confermato. facciamo questo torneo, ora quest'anno toccherà a me
personalmente a farlo con i 2001. Voi fate sia il campionato allievi che il campionato giovanissimi, nonché esordienti, pulcini e tutto il resto. Tutte le categorie regionali e provinciali. Quanti siete a lavorare nel gruppo dei Giovani Leoni, dal punto di vista tecnico e anche proprio numerico dei ragazzini? 10-12 tecnici, con in testa Mario Belardi, certo, che salutiamo, è il presidente Pelledoro. E poi ci siete voi che sul campo, ex giocatori, tutti ex giocatori del mister, professionista, Mario certo. Belardi professionista. Sei al quinto posto nel campionato degli allievi regionali, obiettivo? Dai, diciamolo. No, obiettivo, non scherzo, non ne abbiamo, perché è la squadra più giovane del torneo. Ah, beh, allora questo è già un obiettivo raggiunto. È un campionato del 2000, noi siamo 2001, tutti 2001 e qualche 2002. Però ci stiamo divertendo. Benissimo, perfetto. La crescita dei ragazzi è la cosa più importante. Assolutamente, sono d'accordo. Mister D'Arrigo, allora abbiamo chiuso questa fascia di penalty, ti ringrazio. La postazione tecnica è una postazione sempre molto pesante, perché bisogna giudicare sempre con molta equità questi campionati. Senza scontentare nulla. Vabbè, allora stiamo parlando il politichese calcistico, no? Invece invece tu lo sai, non ho peli sulla lingua. Bravo, anche perché, attenzione, in questa scrivania si siedono soltanto allenatori che non allenano, e questo è importante, perché per scelta, no? Perché sennò potrebbe esserci un interesse privato nel promozionarsi eventualmente con il proprio gruppo. Invece in questo caso tu non alleni, sei al di fuori di tutto e quindi puoi dire la tua. Bene, tra poco passo ai saluti con te, perché prima devo salutare e ringraziare come al solito Antonio Foti, puntuale, mi è piaciuto il suo intervento, perché come al solito l'occhio tecnico di chi poi le partite le va a vedere diventa quello vero, limpido, e poi insomma intenditore di calcio, perché il calcio anche professionistico l'hai visto e l'hai vissuto in prima persona quando la Ciriale giustamente era in Serie B e in Serie C. Lì ho cominciato con la Ciriale e non finirò mai di ringraziare quell'atmosfera. Adesso grazie a Dio seguiamo anche altro, per la Gazzetta dello Sport scriviamo per il Catania, quindi il Catania che arranca, ma quelle sono altre categorie, sono altre cose, e quindi altre cose. Io invece ringrazio te, ringrazio anche Giulio e Viviana che sono all'altra parte, che mi aspettano, perché mi sono portato dietro la famiglia. Un bimbo fantastico, scatenato, monellissimo, che sento in sottofondo. Lui era appassionato, poc'anzi si appassionava con i monitor, quindi adesso li vado a raggiungere, e ringrazio te per l'invito. È veramente un applauso di chi sta a casa, lo merita Ettore Tortorici e tutta la sua struttura, perché anche nell'epoca di internet non è semplice andare a trovare risultati o immagini, quindi bravi. Grazie. Io accettiamo oggi, i complimenti. come dire, ho fatto veramente dei grossi sacrifici per venire qua, perché vengo da C'è la Ciriale, c'è il Carnevale, quindi in parte tutto bloccato. Ma mi fa piacere ricevere l'invito e partecipare a questa trasmissione, anche perché poi si ha la possibilità di chiacchierare come al bar con dei professionisti seri, e quindi sono io che ringrazio te per l'invito. Grazie Antonio, allora buon ritorno ad Aciriale con un carnevale che ancora anche quest'anno insomma è un carnevale top, molto bello. Voglio ringraziare anche Michele, grazie per il suo commento tecnico, in bocca al lupo per la stagione, primo obiettivo raggiunto, come detto poc'anzi, il fatto di avere una squadra giovanissima per un campionato già di categoria superiore, che è quello degli allievi, quindi il primo obiettivo raggiunto. Sempre. Poi si arriva al risultato finale anche dei playoff, venga. E un in bocca al lupo anche per il torneo, attenzione, il torneo Gaetano Scirea. E saluto allora dunque il nostro commentatore tecnico, grazie a te. Speriamo di rivederci presto. E un ringraziamento particolare perché Ettore ormai da tanti anni questa è la sesta stagione, questa trasmissione che è nella nostra che mi ha costretto ad abbandonare il calcio giocato, però va bene. Fai meglio, forse ti va bene. Molto buono. Mi piace, poi mi appassiona. E poi mi pare che sia l'unica trasmissione. Ma ci riteniamo tale, siamo stati i primi e speriamo di rimanere i primi. Calcio minore, è vero. Dove tutti invece sono orientati. Infatti il nostro slogan che dice tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, perché il calcio vero, che è quello dei soldi e dei grandi numeri e dei super tatuaggi, non ci appartiene, anche se adesso i dilettanti insomma si stanno mentalizzando. Però esiste anche il calcio minore. È vero. Allora, grazie. Ci sono due belle realtà. Uno è l'inserto alla Sicilia del mercoledì per i giovani.
Sicilia Gol, mi va a ricordare il collega Luciano Renzi, che rimane sempre, e come dire, va a scovare veramente le storie molto importanti, e poi Ettore con penalty che è diventato un punto di riferimento. Grazie ancora, oggi super complimenti, ma ci meritati, li merita la tua struttura. Grazie ad Antonio Foti, grazie a Michele Cassisa e grazie anche a Salvo D'Arrigo. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo del campionato di promozione, perché oggi la prima si è fermata, ma avremo anche un presidente di una squadra che in questo momento è in vetta in uno dei tanti gironi del campionato di prima categoria. A tra poco. Penalty scende in campo. Risultati, classifiche, commenti, ospiti, interviste sul calcio dilettantistico siciliano. Un format esclusivo di Play Village. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Conduce Ettore Tortorici. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. Amici di Penalty, ben ritrovati nella seconda parte della nostra trasmissione, che vi ricordo va in onda tutte le domeniche a partire dalle ore 19 sino alle ore 21. Raccontiamo il calcio dilettantistico, come tutti ben sanno, dal campionato di Serie D sino alla prima categoria. In questa seconda parte il nostro focus è orientato verso il campionato di promozione nei 4 gironi siciliani. Si sono giocate partite importantissime, mentre invece il campionato di prima categoria si è fermato per questa pausa di carnevale. Ma insomma parleremo, anzi faremo proprio un completo esame degli 8 gironi siciliani. Vado subito a salutare in postazione il ritorno di Alessio Patti. Buonasera Alessio, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Ben trovato, scorsa settimana assente, la febbre te ti colpisce sempre di domenica, però insomma con grande sacrificio sei rimasto in redazione anche domenica scorsa. KO, sì. Benissimo. È successo di tutto in promozione? Ci dai qualche anticipazione? Canicattì ormai in eccellenza. A proposito di Canicattì, tra poco ancora un po' presto però, insomma... Canicattì ormai in eccellenza. Hai dato questa sentenza, benissimo. Tra poco ci collegheremo tra l'altro con il presidente del Canicattì, ma andiamo subito a salutare gli altri 2 ospiti con i quali insomma parleremo in questa seconda parte di Penalty. Salutiamo il presidente dell'Atletico Fiumefreddo, Giuseppe Caudo. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Ben trovato. Tra l'altro oggi avete fatto la partita di Coppa, non giocando in campionato, è andato un po' maluccio, avete perso 1-0. Abbiamo perso 1-0 fuori casa, all'andata, è stata una bella partita tra 2 squadre molto vicine. Nulla è perduto? No, assolutamente. Noi la prima partita di Coppa l'abbiamo persa 2-0 a Bronte e poi abbiamo vinto in casa. Bene. Anche se insomma nel campionato di appartenenza siete in vetta, quindi avete queste 2 chance per raggiungere la promozione. Sì, corriamo su più fronti, vogliamo divertirci. Il campionato è lungo, quindi bisogna essere super attrezzati. Saluto il ritorno qui a Penalty dopo qualche mese al nostro Pippo Indelicato, allenatore del Dakata. Buonasera Pippo, ben trovato. Buonasera a tutti voi. Invece per te oggi un pareggio in promozione. Un pareggio, sì. Ogni tanto si può anche pareggiare. Si può anche pareggiare, però attenzione, pareggiare è una partita che vi mantiene ancora sul filo dell'incertezza, oppure è un punto che comunque fa classifica e forse fa morale anche? Beh, la classifica si muove sempre quel punto. Diciamo che siamo alla distanza ancora di sicurezza, però il calcio insegna di non mollare mai, perché
Fino all'ultimo si può rischiare. Poi tu sei battagliero da sempre, quindi non è che molli così facilmente. I tuoi campionati, quelli che hai disputato, hanno avuto sempre una caratteristica che ti appartiene, la tenacia e la determinazione, col gruppo che deve seguirti fino alla morte, tra virgolette. Questo è vero, è nel nostro DNA. Bravo, bravo. Allora, Alessio, se sei pronto, parliamo subito del girone A del campionato di promozione. Abbiamo subito il tabellino di questa settima giornata di ritorno. Il nostro Alessio ha già anticipato che il Canicattì, chiaramente con questa vittoria fuori casa, è già in eccellenza. Tu sei stato troppo ottimista, anche se io sono un po' d'accordo con te, però tra poco vedremo cosa dirà il presidente appunto del Canicattì. I risultati con il tabellino appunto di questa settima giornata: Ares Menfi batte Campobello 2-1, Canicattì batte Serra di Falco 3-0, Ravanusa batte Casteltermini 4-0, Libertas 2010 batte 5 Torri Trapani 2-0, Castellammare batte Gattopardo 5-1, Partinica Audace batte Camara 5-1, Atletico Ribera batte Nuova Sancis 1-0 ed infine Salemi Raffadali 1-1. È chiaro che con questo pareggio il Raffadali vede allontanarsi sempre di più la vetta di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica e ci rendiamo conto che un po' tutti possiamo ritenere il Canicattì sicuramente in questo momento in assoluto dominio di questo appunto girone A del campionato di promozione. In testa il Canicattì con 58 punti, con 49 il Raffadali, la Libertas 2010 con 43, Castellammare con 42, Ares Menfi 39, Nuova Sancis 37, Atletico Ribera 31, Campobello e Ravanusa 29, Partinica Audace 28, Camarat 24, Salemi 23, Serra di Falco 18 punti, Gattopardo 13, 5 Torri Trapani 10 e il Casteltermini con 10 punti. È chiaro che le squadre con l'asterisco hanno ancora qualche partita da recuperare. Alessio, vittoria fuori casa, pareggio a Salemi della diretta inseguitrice del Canicattì, il Raffadali. Lettura di questo girone. Avevamo lasciato la scorsa settimana il Canicattì primo in classifica, più 4 sul Raffadali, c'era la gara da recuperare, il Canicattì vince la gara nel recupero e oggi pizzica altri 2 punti a Raffadali. 9 punti ad una compagine come il Canicattì sono difficilmente recuperabili a mio avviso, motivo per il quale a Raffadali la corsa al Canicattì servirà più che altro a mantenere il secondo posto, secondo me, piuttosto che non me ne voglia chiaramente la piazza di Raffadali, ma secondo me il Canicattì è già in eccellenza. Vittorie comunque a parte del Raffadali per tutte le prime 5 in classifica. Perfetto, allora la battuta con i nostri ospiti, perché tra poco ci collegheremo con il presidente Sandro Giglia del Canicattì. Battuta con il presidente dell'Atletico Fiumefreddo. Canicattì super attrezzato già dalla scorsa stagione, ha perso la finalissima per andare in eccellenza, quest'anno si è organizzata per tempo e a questo punto un po' tutti sono tanti, no? Bene, il tuo collega, 9 punti sono difficilissimi da riuscire a recuperare per Raffadali. È vero che il Canicattì probabilmente ci aveva messo già di suo l'anno scorso per riuscire a fare l'impresa e quest'anno penso proprio che... Programmazione fondamentale, perché insomma già a giugno avevano le idee ben chiare per la stagione. I campionati si vincono sempre prima che inizi il campionato. Benissimo. Invece tu che ne pensi, Pippo? Ma il Canicattì è una grossa piazza, è importante, ha programmato già dall'anno scorso. Addirittura, se non sbaglio, sono avanti anche con la Coppa, per cui giocano su 2 fronti, ma alla fine credo che vincerà lui il campionato. Vedo che abbiamo ancora qualche problema per collegarci con il presidente del Canicattì, vedremo eventualmente di recuperarlo in un secondo momento. Allora, nell'attesa di questo collegamento, io direi di passare a questo punto al girone B, perché anche in questo caso, insomma, sicuramente ci saranno parecchie novità sino all'ultimo su questo girone. Mi date conferma? Passo al girone B? Va bene, passo al girone B. Allora, il risultato... Ah no, abbiamo la telefonica, benissimo, in regia come al solito il nostro Giuseppe Gioffrida coordina alla grande il tutto. Presidente, buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Presidente, allora qui lo abbiamo detto un po' tutti, sia Alessio che il nostro commentatore tecnico, ma soprattutto anche i nostri due ospiti che sono un presidente di una squadra e un allenatore di un'altra squadra. Diciamolo pure Presidente, i punti di distacco sono tanti, che facciamo? Possiamo dire che quasi all'80% la stagione può essere già definita? Ma guardi, per scaramanzia, visto anche diciamo, gli 11 metri dell'eccellenza a cui ci siamo fermati l'anno scorso, giusto. Che ancora il campionato è lungo, ci sono 8 partite, sono 8 finali e cercheremo fino alla fine intanto di raggiungere questo obiettivo agoniato che nella nostra piazza manca ormai da quasi 25 anni. Tra l'altro insomma Canicattì ha legato il suo nome alla Serie C mitica di almeno 30 anni fa, per cui insomma una voglia matta di ritornare un po' ad assaporare, certo parliamo di eccellenza la prossima stagione, però assaporare un certo tipo di calcio che sicuramente non è quello della promozione. Assolutamente sì, Canicattì merita certamente un palcoscenico almeno di ambito regionale. La cosa più bella è che il miglior campionato che noi possiamo vincere è quello delle famiglie la domenica. Devo dire che trovare un campionato di promozione come il nostro, dove trovi quantomeno 2000 persone composte soprattutto da famiglie, donne e bambini, per noi questo è il primo campionato, è la vittoria più assoluta, lo predichiamo sempre e siamo abbastanza seguiti, devo dire, per un campionato di promozione è veramente importante. Siamo una società giovane, siamo partiti nemmeno 3 anni fa e oggi stiamo godendo questo momento bellissimo, però ripeto, ancora non abbiamo vinto nulla, quindi c'è veramente tanto da fare. Una programmazione fondamentale, però guardo quel campo e mi amareggio, Presidente, lo dico sempre in maniera schietta ma senza polemica. Guardo quel campo e lei giustamente dice molte famiglie vengono a vederci e questo sicuramente è un grande successo, però probabilmente l'amministrazione potrebbe fare qualcosa in più per uno stadio un po' più, tra virgolette, moderno. Avete assolutamente ragione, purtroppo negli anni passati le amministrazioni non hanno saputo gestire probabilmente quello che è un po' il welfare, un po' la gestione sportiva della nostra città, una città che comunque vanta quasi 40.000 abitanti, insomma è sicuramente una città che dovrebbe almeno avere il campo in erba sintetica. Il Carlotta Bordonaro purtroppo è ormai fatiscente, noi l'abbiamo in qualche maniera con i nostri soldi, questo lo devo dire grazie anche lo dica Presidente, lo dica. Abbiamo assolutamente, non dico ristrutturato, ma sistemato in maniera un po' più degna per questo nome, per questa città, però la politica purtroppo è inesistente. Abbiamo anche formulato, qualora se ne dessero la possibilità, siamo riusciti insieme a qualche funzionario del comune ad avere il bando del credito sportivo, ma come voi sapete il Canicattì ha appena cambiato sindaco, la precedente amministrazione non aveva il bilancio ancora approvato, quindi non abbiamo potuto fare questo. Allora a questo punto guardiamo in prospettiva e pensiamo che la prossima stagione probabilmente da parte dell'amministrazione ci possa essere più disponibilità, questo noi ce l'auguriamo, ma soprattutto ai tifosi che vivono questo sogno che lei appunto da 3 anni ha lanciato nella bellissima cittadina che è Canicattì. Assolutamente. Assolutamente, faremo di tutto affinché questa politica si svegli e possa quantomeno dare anche questa gioia ai nostri tifosi. La cosa bella, Presidente, è che abbiamo parlato tutto tranne che della squadra, perché ormai giustamente i punti sono tanti, va bene, ci sta pure. Invece è importante, bisogna parlare del mister e dei ragazzi. Chiaro, Falzone sta facendo un campionato stratosferico e siamo contenti, lo saluta anche Pippo Indelicato che lo conosce molto bene, certo. Va bene, allora Presidente, ci vedremo, ci sentiremo presto e buon proseguo per questa stagione super del Canicattì. Complimenti della trasmissione, un saluto a tutti, buona serata. Grazie al Presidente del Canicattì, Sandro Giglia. Avevi ragione, l'ottimismo regna anche un po' a Canicattì. Ma è chiaro, Ettore, non sono solo 9 i 9 punti di vantaggio. Quando sai di avere una squadra compatta in ogni reparto costruita per vincere un campionato, il Canicattì non è in vetta perché le cose sono andate bene e basta, non è una matricola che improvvisamente si trova prima in classifica, è una stagione programmata, quindi vai a rimontare 9 punti a società del genere, non a squadre, a società del genere. A società, oltre al potenziale pubblico, chiaro.
Assolutamente. Girone B del campionato di promozione, subito i risultati, anche in questa occasione stiamo parlando della 7ª giornata di ritorno, eccola qui la schermata, no, questo è il girone B di promozione, la classifica, se magari mi danno i risultati mi viene più facile, comunque già ve li anticipo. Barcellona Pozzo di Gotto batte Geraci 2-0, l'Iniziativa batte Città di Casteldaccia 1-0, Cus Palermo 7 gol nei confronti della Città di Gangi, 7-0 la vittoria finale, Real finale Futura 1-1, Bolognetta Lascari si è giocata nel pomeriggio, quindi ancora non abbiamo il risultato, Sinagra Monreale 3-3, Villabate Nuova Città di Caccamo 3-1 ed infine Sant'Angiolese batte Acquadolcese 2-1. Possiamo guardarla a questo punto la schermata della classifica di questa 7ª giornata di ritorno, in testa il Villabate con 51 punti, a seguire il Cus Palermo con 49 punti, Nuova Città di Caccamo con 41, Sant'Angiolese 40, Geraci 30, Barcellona Pozzo di Gotto 29 punti, Futura Real Finale 28, Sinagra e Monreale 27, l'Iniziativa 24, Lascari e Acquadolcese con 23 punti, Città di Casteldaccia 22, Città di Ganci 14 e Bolognetta 12. Non abbiamo visto la schermata, conta poco perché il big match si avvicina sempre di più. Villabate e Cus Palermo a questo punto staccano un po' le inseguitrici e ci rendiamo conto che è ormai un gioco a due. Assolutamente, Alessio. Ettore, era già a mio avviso che la lotta fosse a due tra Villabate e Cus Palermo per la vittoria di questo girone, anche quando il Città di Caccamo, come possiamo vedere la classifica, era più vicino. I fari erano tutti puntati sul campo del Villabate, dove oggi si giocava Villabate appunto Città di Caccamo. Fino all'80° circa la partita era fissa sull'1-1, poi il Villabate nel finale ha raggiunto la vittoria per 3-1. Il Cus Palermo, che aveva vinto agilmente, giocava con un orecchio appunto a Villabate. 2 punti di differenza, uno scontro diretto ancora da giocare. Chi è la favorita è difficile dirlo. Sicuramente, se nella peggiore delle ipotesi il Cus Palermo non dovesse vincere il campionato, oggi 8 punti di differenza dalla terza, comunque ci sono grandi probabilità che non si giochino i playoff. Infatti, in questo girone. Presidente, attenzione, perché il Cus Palermo l'anno scorso era in eccellenza, ha riprogrammato subito un ritorno, quindi evidentemente ancora una volta fondamentale il progetto all'interno della società. Serve da stimolo anche per tante altre realtà, no? Non ci sono dubbi. Se le società, quando si finisce un campionato, non si mettono subito attorno a un tavolo a vedere cosa fare, quali sono stati gli errori e cosa fare, è evidente che non ci si riesce. Poi ci sono le annate, ci sono annate che non vanno bene per conto loro, ci sono annate. Questi campionati hanno molto a che vedere anche con la capacità di raccolta dei fondi per poter spendere, magari un'annata è andata male questo tipo di raccolta e quindi anche la programmazione salta, magari è stato fatto in maniera più oculata quest'anno. Da quello che vedo questo girone è veramente complicato ancora. È vero. Villabate in testa, Pippo, però attenzione che col Cus Palermo non si scherza, no? Hanno con Ferrara allenatore insomma quella grinta che forse è necessaria poi alla fine per vincerlo il girone. Oltretutto hanno una cosa importante, il terreno di gioco. Credo che loro, e per queste categorie, avendo il terreno di gioco, la proprietà del terreno è importante, potesse allenare con serenità, non girovagare per tutti i campi. E noi purtroppo abbiamo una brutta realtà a Catania, inutile discuterla sempre. Storia vecchia, guarda, ci faremo una puntata di penalty su questa cosa. Ci vorrebbero 2 puntate. Anche 2, sì, perché i campi sono tanti. Soltanto per i campi, però dico che queste squadre, come avete detto, hanno programmato bene, al di là del fatto se salgono, retrocedono, però hanno una struttura, e la struttura è il settore giovanile. È vero, è vero. Il settore giovanile è quello che ti dà vita, e la cosa importante è questa nel calcio. Assolutamente. Parliamo adesso del girone C del campionato di promozione. Noi lo seguiamo molto perché insomma nel messinese amano penalty, e quindi noi siamo doppiamente contenti di seguirli ancora con più interesse. Anche in questa occasione abbiamo la 7ª giornata di ritorno con i seguenti risultati. Camaro batte Calatabiano 4-2, Città di Messina batte Città di San Filippo del Mela 7-0, Gescal batte Merì 1-0, Ionica Messana
Messana 2-2, San Biagio batte Real Aci 3-1, Rometta batte Aci Sant'Antonio 3-0, Messina Sud batte Terme Vigliatore 1-0, ha riposato il Giardini Naxos perché, come tutti ben sanno, il Forza Calcio Messina è stato escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia. Commento tecnico del nostro Alessio. Ettore, se ci fossero stati ancora dubbi sullo strapotere del Camaro nel girone C, quest'oggi i dubbi non ci sono più, per due motivi. Il primo perché Ionica Messana finisce in pareggio e la vittoria del Camaro porta appunto quest'ultima a più 10 sulla seconda. Il secondo motivo è che fare 4 gol a Calatabbiano, permettimi Ettore, non è da tutti. Se non è una prova di forza questa, il Camaro, io l'avevo detto già da qualche settimana, era la strafavorita. Il Camaro per me oggi, come il Canicattì nel girone A, è già in eccellenza, frutto di una programmazione straordinaria di un settore giovanile che definire prolifico e dire poco. Messana Ionica per il secondo posto finisce 2-2, la Ionica ha una partita in meno, quindi la possibilità di agganciare il secondo posto, occasione persa per il Terme Vigliatore, che il cui obiettivo oggi era quello di rosicchiare qualche punto al secondo posto per ridurre il gap per la semifinale playoff, e non ci riesce. Attenzione perché in classifica, come tutti ben noto, nel Città Messina con 38 punti e con una partita ancora da recuperare potrebbe potenzialmente rientrare nella lotta per il secondo posto. E noi ci guardiamo proprio questa assonante vittoria del Città di Messina, guidato da Bellinvia, 7-0 nei confronti del Città di Pace del Mela. Solito appuntamento con le telecamere della Wii Sport SD. Un saluto amici sportivi da Claudio Costanzo, che vi racconterà quanto accaduto per la 22esima giornata del campionato di promozione siciliana. Per il girone C si affrontavano al Garden Sport Emili Marina il Città di Messina, che ospitava il Città di San Filippo del Mela, padrone di casa a quota 38 punti in classifica, al quale manca la vittoria da quasi un mese. A dire l'incontro il signor Sebastiano Antonio Grasso della sezione di Catania, suoi assistenti Federico Severino e Mario Grasso di Acireale. Città di Messina forte di aver subito solo 3 gol tra le mura amiche degli 11 in totali, di averne totalizzati 24 dei 36 realizzati fin qui. Tanto siamo già passati con l'ausilio delle nostre immagini al film della gara col Città di San Filippo del Mela in divisa bianca, che avrà questa prima occasione con Milanese. Il suo mancino termina alto sulla porta difesa da Maisano, dall'altro lato non tarda a rispondere il Città di Messina, un Codagnone che si guadagna questa punizione. Ballarò chiede allo specialista Cardia di concedergli la battuta. Andrà il giovane classe 97 con questo splendido lob che si spegne alle spalle di Scibilia, portando i vantaggi suoi. Dopo 8 minuti Gioele Ballarò, riapprezziamo la sua splendida punizione, va ad abbracciare i compagni di squadra in panchina. Città di Messina ancora in avanti con Aricò, la palla resta fuori, ancora Ballarò, mette dentro per Codagnone, pescato in posizione di offside dall'assistente del signor Grazzo. Qui Aricò mette dentro il pallone per il taglio di Giove, che sorprende la difesa della formazione milanese. Tu per tu con Scibilia, lo siede Giove e firma il gol del raddoppio. Messina che però non è sazio, e qui ancora in avanti con Silvestri, il giovane classe 99 punta il diretto avversario Mario Rana. Scibilia gli sbarra la strada, mette di nuovo dentro il pallone, ancora una volta per Giove che si fa trovare pronto e di testa, che non è la sua specialità, firma il 3-0, prova a farsi vivo il San Filippo del Mela con questo tentativo di Cambria dall'altro lato. Vivero Corti, una palla dentro, spizzata Codagnone per il taglio di Aricò che entra in aria, troppo semplice col destro fare 4-0. Prima della fine del primo tempo ci sarà occasione anche per questa palla dentro di Aricò per Codagnone, che al 39esimo firma il 5-0 con questo stacco aereo da vero bomber. Dall'altro lato però ci sarà questo scontro tra Codagnone e Scolaro. Restano a terra i due, sostituito il numero 5 della formazione milanese. Abbandonerà il campo invece il giovane attaccante di mister Bellinvia, lasciando i compagni in inferiorità numerica. Capirà molto per le sorti del match. Qui Giove potrà firmare anche la tripletta personale, questa volta col mancino che è il suo piede, su assist di Scarpi. Un gol di destro, uno di testa e uno di mancino. Nel finale Libro con l'esterno trova tutto solo Silvestri, non esiste più la difesa del San Filippo del Mela. Sergio Silvestri, anche per lui il primo gol in campionato, quello che vale il 7-0 per il Città di Messina. Dopo una prestazione maiuscola per il giovane classe 99,
si chiuderà su questo tentativo di Cambria la gara. Città di Messina che può portare a casa 3 punti con un'assonante vittoria 7-0 grazie alla tripletta di Giove e alle marcature di Ballarò, Arigò, Codagnone e Silvestri. È giusto dire che è Città di San Filippo del Mela, per essere più corretti. Chiedo scusa ai tifosi appunto della squadra messinese. Santino Bellinvia, andando ad allenare la Città di Messina, insomma si gioca una bella carta, non di credibilità perché conosciamo le qualità di Santino, però scendere di categoria è un grande rischio, Vippo. Ma uno si rimette in gioco, l'abbiamo fatto un po' tutti. Giusto. Questo significa avere personalità, avere carattere. E di conseguenza io credo che Santino Bellinvia farà anche i playoff, per cui da questo punto di vista si può sistemare il campionato facendo i playoff. E lì probabilmente partirà forse con un gradino di superiorità nei confronti di tutti, no? Perché la sua esperienza in quel caso servirà tantissimo. È importante, uno navigato, uno che ha fatto calcio a certi livelli, per cui l'esperienza non gli manca. Non gli manca. È importante. Assolutamente. In questo girone C del campionato di promozione c'è stato anche l'incontro tra Gescal e Merì, vittoria per il Gescal per 1-0. Guardiamo il servizio. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo prima di iniziare questa gara, che vede il Gescal in completo verde che darà il calcio d'inizio, risponde in completo bianco-rosso il Merì. Si può partire, prima occasione della gara che capita sui piedi del numero 5 del Merì, che è Iorio, che calcia da lontanissimo questo calcio di punizione che si spegne abbondantemente sul fondo. E ancora però Merì a farsi vedere in avanti in questa occasione con la palla di Impalà che apre all'indirizzo del compagno, che mette il pallone in mezzo, riesce ad arrivare ma non trova nessun compagno pronto a ribadire la sfera in rete. Qui è il Merì ancora con la punizione del solito Iorio, che calcia però, trova la porta ma trova anche l'estremo difensore del Gescal. Passiamo alla ripresa che si apre con il Gescal in avanti, che vuole trovare il gol qui con questa palla messa in mezzo da De Tommasi all'indirizzo di Pagano, che calcia a botta sicura ma colpisce la traversa. Occasionissima, forse la prima vera del match, capita sui piedi del numero 9 del Gescal, Pagano. Qui c'è un calcio piazzato da posizione interessantissima sui piedi di Trovato, la barriera sembra un po' troppo vicina, parte Trovato, colpisce il muro forse con un braccio, ma la palla rimane sui piedi di Trovato. Qui con una magia si libera dell'avversario Trovato, vede il corridoio per il compagno De Tommasi che non ci pensa su due volte, la mette in mezzo all'indirizzo di Florio, che non trova l'impatto col pallone di testa. Questa è un'altra occasione per il Gescal, che comincia a crederci. Dall'altro lato prova a rispondere il Merì con questa incursione di Mastroianni, che serve il pallone al compagno Impalà sull'auto di sinistra, entra in area di rigore, scarica ancora per Mastroianni, che però ci abbatta il tiro. Punizione interessantissima per lo specialista, il numero 8, fischio dell'arbitro, parte Trovato, è una punizione meravigliosa quella di Salvo Trovato che porta in vantaggio il Gescal, meravigliosa la sua coordinazione, la palla si spegne sotto l'incrocio dei pali per il vantaggio del Gescal. Rivediamo, gol bellissimo di Salvo, il Pappo Trovato che porta in vantaggio i suoi. Quando siamo all'82esimo minuto, il gol è di Trovato. Qui è ancora Gescal in avanti, sempre con Trovato, che entra in area di rigore, cade giù, il fischio dell'arbitro, ma il direttore di gara estrae il giallo all'indirizzo di Trovato per simulazione. Rivediamo, forse aveva ragione il direttore di gara, lascia cadere Trovato, autore di un gol meraviglioso quest'oggi. Qui l'anticipo secco di Acquaviva che supera gli avversari, entra in area di rigore, scarica per Pagano che appoggia per De Tommasi, che calcia altissimo col sinistro. Occasionissima per chiudere la gara, ma non c'è più tempo. Il direttore di gara dice che può bastare così. Il Gescal si aggiudica la partita e vola a 22 punti in classifica, si allontana dalla zona dei play-out.
Gescal e Merì che si sono divisi la posta, quindi continuano ancora insomma, a sperare di evitare i play-out, però ancora tutto è assolutamente aperto, Alessio, e crediamo che insomma, le prossime partite possono essere ancora decisive. Assolutamente, assolutamente. Il Gescal con questa vittoria fa un bel balzo in avanti. Credo che non faticherà la squadra di casa a raggiungere la salvezza. Parliamo adesso del girone D e qui insomma poi avremo modo di parlare anche soprattutto con il nostro Pippo Indelicato che oggi ha pareggiato una partita contro il Città di Catania, partita difficile perché insomma tu avevi molti squalificati, assenti per infortuni, insomma... L'influenza ha colpito anche noi avevamo tantissimi giocatori fuori. Benissimo, adesso poi ci racconterai la tua partita ma soprattutto il tuo campionato perché voi in fondo siete neopromossi quindi qualsiasi risultato è importante per salvare quantomeno quest'anno la categoria, ma credo che il Presidente voglia fare un discorso poi molto più importante la prossima stagione, non credo che il D'Agata si accontenti della promozione, questo è un mio pensiero però, Vabbè. Vediamo. Allora, girone D del campionato di promozione, guardiamo subito i risultati di questa settima giornata, l'Aquile e Calatine vincono 3-0 a tavolino contro Ladrano, Atletico Catania batte Sporting Trecastagni 3-0, D'Agata Città di Catania 1-1, Sporting Eubea Città di Mascolucia 1-1, Rinascita Netina batte Marina di Ragusa 1-0, big match a Ragusa con il Città di Ragusa che vince contro il Real Città di Paternò 2-1, vittoria del Vittoria contro il Real Siracusa Belvedere 3-2 ed infine Megara vincente contro il Santa Croce per 1-0. Guardiamo anche la classifica perché questi risultati sono stati importantissimi su tutti, chiaramente l'incontro clou di questo girone D del campionato di promozione, la vittoria della squadra di Calogero Lavaccara che adesso guarda tutti dall'alto dei suoi 54 punti. Guardiamo appunto il tabellino della classifica, Città di Ragusa con 54 punti, Real Città di Paternò con 50, l'Atletico Catania con 47, Santa Croce 37, Sporting Eubea 35, Aquile Calatine Calcio Vittoria 33, Sporting Trecastagni 32, Real Siracusa Belvedere 30, Marina di Ragusa 29, D'Agata 25, Megara Augusta 24, Città di Catania 18, Rinascita Netina 15, Città di Mascolucia 8 e come tutti ben sanno Ladrano non inserito in questa classifica è stato escluso dopo la quarta rinuncia. Tra poco ci collegheremo con Calogero Lavaccara, anzi ce l'abbiamo già in collegamento. Allora Alessio, parliamo con il mister e poi dopo anche tu ci darai il quadro completo tecnico di questo girone importante di promozione. Calogero, buonasera. Buonasera Ettore, buonasera agli amici in studio, al mister Indelicato un abbraccio grande. E infatti me l'ha detto, devo salutare giustamente Calogero. Ciao Calogero. Allora, Calogero, vittoria importantissima, spartiacque probabilmente per la vostra stagione, una vittoria che non vale solamente 3 punti, vale probabilmente 6 punti perché vincere contro il Real Paternò non era facile. E a questo punto non vi potete più nascondere, siete la squadra candidata a vincere questo girone D del campionato di promozione. Beh, sinceramente non ci siamo mai nascosti per il pacco giocatori che abbiamo dall'inizio, insomma, l'avevamo detto che il nostro obiettivo era questo, però oggi sì, la vittoria è importantissima ma non è decisiva perché ancora sono 8 partite da giocare. Noi abbiamo una trasferta difficile già sabato prossimo a Caltagirone, abbiamo 3 derby da giocare, quindi abbiamo messo un po' di fieno in cascina, però dobbiamo essere bravi a saperlo gestire fino alla fine, ripeto, non sarà facile. Però sono convinto che se i ragazzi scendono in campo e si allenano come abbiamo fatto oggi, il secondo tempo con l'Atletico Catania, perché sotto di 2-0 in 10 uomini contro una grossa squadra l'abbiamo raddrizzata, è solo da merito dei ragazzi che ci hanno creduto, hanno messo una voglia, una grinta, una determinazione che ha fatto la differenza. Già loro sono il pubblico Calogero come ha accolto questo incontro importante di cartello? Vi ha seguito, ha tifato sino all'ultimo, cosciente che insomma c'era la possibilità di allungare proprio nei confronti della Real Città di Paternò?
Guarda Ettore, è da 2 settimane sia quello contro l'Atletico Catania che oggi che lo stadio si è riempito, gente in piedi, che non c'erano posti a sedere più, sicuramente ci ha dato quella marcia in più, perché essere trascinati dal pubblico è sempre bello e ti dà quella carica in più. E ripeto, da 2 settimane che lo stadio è pieno, la gente ci incita. Spero che tutto questo la prossima in casa, quando giocheremo contro una squadra meno blasonata, il pubblico sia presente nella stessa maniera, perché ripeto è davvero importante e determinante per noi. Per chiudere, Calogero, giustamente detto bene, non vi nascondete da sempre, dall'inizio della stagione, pronti eventualmente per un progetto in eccellenza? Sì, c'è molto da migliorare, c'è molto da lavorare, perché questa è una società che viene dal basso, dalla terza categoria, hanno vinto conosciamo. Anni. C'è qualcosa da migliorare sicuramente, però ci sono grandi basi, c'è entusiasmo, Ragusa ha fame di calcio, quindi le basi ci sono, però intanto noi dobbiamo pensare a quest'anno, poi il prossimo anno si vedrà. È vero. Bene, allora in bocca al lupo per la prossima trasferta a Caltagirone e sicuramente ci risentiremo presto di nuovo qui a Penalty. Grazie. Con piacere, crepi il lupo e grazie, buona serata a tutti, un abbraccio di nuovo al mister. Grazie, Calogero Lavaccara. Lo so che ti leggo. Il compleanno di ieri, Grazie, il compleanno di ieri, giustamente. Qualcuno festeggia anche il compleanno. Allora Pippo, Calogero ha detto bene, non si sono mai nascosti, però a questo punto continuare a essere sempre super candidati alla vittoria finale un po' gioca contro, no? C'è sempre tensione. Diciamo che intanto gli faccio i complimenti perché ha battuto una grossa squadra, perché anche il Real Paternò è una grossa squadra. Però vincere sicuro non c'è mai niente, perché il calcio, addirittura quando parti con gli onori del pronostico, non è facile vincere. È una città importante, non ti puoi permettere neanche di pareggiare. E per questo gli faccio i complimenti. Al di là del fatto che ha un organico importantissimo per la categoria, però non è mai facile vincere. Non è mai facile vincere. Per cui, da questo punto di vista gli faccio doppi complimenti, perché sta rispettando il pronostico e ha battuto una squadra importante come una signora squadra. E ancora però c'è una parentesi aperta con il discorso con l'Atletico che non so come finirà. Si andrà al secondo grado, il primo grado è stato rigettato, adesso vedremo cosa succederà con il secondo grado. C'è stato un errore tecnico, però è anche vero che in queste categorie dilettantistiche ci vogliono le prove televisive, quindi insomma è difficile poter appurare, seppur tutti coscienti che c'è stato un errore tecnico, ma non vogliamo parlare di questo. L'errore comunque, permettimi Ettore, ma sta alla base, perché se non... Cioè, è un qualcosa che non sta... Raccontiamo i fatti, Alessio, raccontiamo i fatti. Ci si riferisce al gol del Città di Ragusa, del pareggio del 2-2, il giocatore del Città di Ragusa calcia appunto il penalty, colpisce il palo, la palla ritorna appunto al giocatore che la appoggia in rete. È ovviamente fuori gioco, perché il giocatore è come se si facesse un autopassaggio al di là della linea difensiva, perché sono tutti fuori dall'area di rigore quando parte la palla, quindi è un errore tecnico. Però perché dico che l'errore sta a monte? Se la federazione nel dilettantismo non considera valida la prova TV, come si fa a dimostrare una cosa del genere? Infatti. Quindi per me questo è un risultato che è destinato ad essere omologato e non c'è nulla che lo può cambiare, proprio per questo motivo. Allora diamo voce alle prove TV e allora potremo prove cambiare TV soprattutto per le partite più importanti, Presidente, perché pensare che tutte le partite vengono documentate per eventuali prove sarebbe quasi una mezza pazzia, no Presidente? Quasi impossibile. Ma guardi, su questa storia ci sono interi libri ormai si possono scrivere. Da una parte chi sostiene che le prove TV fanno cadere nel vuoto il bello del calcio, ovvero quando accadono queste cose fanno parte del calcio. Dall'altra parte chi sostiene che, come tanti presidenti che ci mettono tanto, che quando poi ci sono di questi errori palesi bisognerebbe mettere un freno a queste cose. Io dico, aggiungo anche però che prima delle prove TV basterebbe anche un po' di buonsenso, basterebbe un po' di buonsenso, e che l'eterne arbitrario, a volte ci sono gli osservatori in campo,
si possono risolvere anche in un altro modo. Ogni tanto qualche arbitro potrebbe anche ripassarsi il regolamento. Una cosa certa è che la prova TV non risolve il problema spesso di quello che accade, di quello che può accadere in campo se non c'è un minimo di buonsenso. È vero. Alessio, brevemente, perché ne abbiamo già parlato di questo girone D, un commento tuo tecnico adesso dopo aver sentito anche il mister Lavaccara. Ettore, oggi tutti gli occhi erano puntati a Ragusa, la partita ci è stata raccontata anche dal mister, va citata ovviamente l'ottima vittoria dell'Atletico Catania per 3-0 in quel di Trecastagni, Atletico Catania che stacca quindi la quarta posizione di ben 10 punti, anche se il Santa Croce ha una gara da recuperare. Straordinario quindi il campionato dell'Atletico Catania, certo. È stato un peccato veramente quello che è successo la scorsa settimana a Ragusa. È vero. Immagini in sottofondo del D'Agata, perché dobbiamo parlare con Pippo di questo pareggio importante, però credo, perché serve anche per stabilizzare comunque un'idea di salvezza, pareggio contro il Città di Catania. Sì, diciamo che il nostro obiettivo piano piano lo stiamo raggiungendo, perché io ripeto da tantissime volte che noi siamo un quartiere di Catania. È vero. Non abbiamo una forza, un pubblico come a Canicattì o come questo altri. È anche vero. È già importante, i nostri giocatori devono trovare la forza interiore e il senso d'appartenenza, e da questo punto di vista siamo tutti felici e contenti, perché questi ragazzi dopo che vengono da lavorare sudano la maglia, sono dilettanti, gridando ad alta voce, anche se alcuni ragazzi qualche rimborso speso lo percepiscono, ma è naturale, ci sta pure, e fanno i nostri grandissimi presidenti, perché Piero Viganisi e Nunzio La Torre ogni giorno sono presenti e mettono, oltre la passione, mettono di tasca loro tanti soldi per le trasferte, per rimborsi spese e in promozione le trasferte e sono abbastanza importanti. Salvezza ancora in bilico, però diciamo siete sulla buona strada. Diciamo che siamo sulla buona strada. L'esperienza ci dice che se la matematica non la raggiungi, meglio parlare piano. È giusto. Passiamo al campionato di prima categoria e lo facciamo con una lettura veloce di tutti i gironi, perché poi voglio parlare soprattutto del girone D, dove l'Atletico Fiumefreddo del presidente Caudo sta regalando un sogno ennesimo a Fiumefreddo, perché qui in queste settimane si è parlato del Fiumefreddo come una meteora spesso del calcio dilettantistico, arriva in alto e poi c'è il crollo. Adesso lei ci racconterà invece quali sono i veri progetti. Parliamo subito con Alessio, raccontando anche le classifiche, perché come tutti ben sanno oggi non si è giocato in Coppa, anzi a tal proposito ci può dare qualche risultato di Coppa Sicilia riguardante la prima categoria? Assolutamente, perché Ettore oggi si è giocato il terzo turno di Coppa Sicilia per quanto concerne il campionato di prima categoria, abbiamo avuto la bellezza di 3 vittorie casalinghe e 2 esterne e un pareggio, la più eclatante è quella del Gangi, da differenziare col Città di Gangi che c'è nel girone B di promozione. Ci sono 2 squadre che probabilmente l'anno prossimo faranno entrambe la promozione, perché vedremo che il Gangi è capolista nel suo girone. 3-1 a Cefalù del Gangi, 1-0 del Città di Rocca fuori casa contro il Pro Tonnarella, pareggio tra Ribera 1954 e Nuova Sportiva del Golfo, vittorie casalinghe per Almerina 1-0 col Mister Bianco, Pneumodica 2-1 con lo Sporting Augusta e 1-0 della Russo Calcio sull'Atletico Fiumefreddo del qui presente presidente. E tra poco parleremo anche di questa partita. Vediamo subito la schermata della classifica della girone A di prima categoria, dove la Nuova Sportiva del Golfo è in testa con 49 punti. 49 punti, Ettore, una partita in meno per la Nuova Sportiva del Golfo, che proverà a staccare di 4 punti l'Altofonte dopo la sosta, quindi chi lo sa che la Nuova Sportiva del Golfo non possa mettere una seria ipoteca sul primo posto. Certo. Dopo il girone A parliamo del girone B, anche qui insomma qualche piccolo ingarbugliamento, possiamo vedere anche la classifica, dove in testa abbiamo il Cefalù e il Bagheria con 43, ma la Stefanense pronta ad agguantare un sogno. Sono 3 realtà che possono tranquillamente vincere il campionato. Se devo esprimere un parere e devo sbilanciarmi, posso parlare del Bagheria di mister Marco Mineo, anche perché Ettore, il grande calcio ci ha insegnato
che quando un po' di calcio a 5 viene portato nei campi di calcio a 11, le squadre offrono un gioco più spumeggiante e vincente, e il Bagheria, allenato da un grandissimo allenatore quale Marco Mineo, che ha vinto campionati di calcio a 5, quindi lì ma è voce Vox Populi che il Bagheria gioca il più bel calcio del girone B, chi lo sa che non possa vincere il campionato. Nel girone C andiamo nel Messinese, dove la Polisportiva Gioiosa con 41 punti è in vetta. A seguire abbiamo il Pro Tonnarella. Guardiamo anche la schermata di questo girone C e abbiamo anche un commento breve tecnico. 5 punti per la Polisportiva Gioiosa di vantaggio sul secondo posto. Sono tante le giornate, però la squadra che al momento è capolista potrebbe avere quel quid in più per mantenere questi 5 punti. Certo è, Ettore, che il campionato di prima categoria è sempre imprevedibile, però 5 punti sono tanti, specialmente per quello che è il roster della Polisportiva Gioiosa. Certamente. Allora, dal girone C al girone D abbiamo la schermata, se la regia ce la può mandare in onda, dove abbiamo appunto l'Atletico Fiumefreddo in testa con 44 punti. Raccontaci un po' questo girone, perché insomma approfittiamo della presenza anche del presidente Caudo. Ettore, parliamo già da qualche settimana della lotta fra Atletico Fiumefreddo e Paternese. La Paternese ha una partita da recuperare e l'Atletico Fiumefreddo quindi... No, l'ha recuperata. L'ha recuperata. C'è un pareggio con la Russo Calcio, siamo a pari punti a 44 punti. Ok, perfetto. Ci aggiorna in diretta il presidente. Quindi c'è pari merito in classifica a questo punto, in vetta alla classifica. Tutto aperto. Quindi è un rush finale. È un rush finale, presidente, è un rush finale. Paternese che ha recuperato grazie anche a qualche vostra ultima battuta d'arresto, ma è un girone apertissimo a questo punto, no? Ma in realtà per l'inizio campionato la Paternese era avanti, perché i calendari, diciamo, sono costruiti in modo che potessero favorire un po' più loro nella prima parte sia dell'andata che del ritorno. Poi invece siamo andati noi perché loro avevano qualche partita più complicata. È indubbio, la Paternese era la favorita di questo girone, prima che il 4 agosto, perché va detto, qualcuno mi chiedesse di prendere questa squadra. È vero, è vero. Presidente, gliel'ho anticipata la battuta che un po' ci sorge spontanea da un paio di settimane. Fiumefreddo, e qui anche Pippo me lo può confermare, così come anche Alessio, Fiumefreddo che negli anni ha regalato meteore, stagioni meteore, nel senso che è arrivata anche a fare l'eccellenza e poi dopo di nuovo nel dramma. Lì però torniamo troppi anni. Voi avete acquistato il titolo del Milo quest'anno? Sì, lì però no, non è stato un acquisto ma una fusione. Lì però torniamo molti anni indietro in realtà, l'eccellenza. Allora, io sono stato il presidente onorario di una realtà straordinaria che era la Fiumefreddese, l'abbiamo fondata, siamo partiti dalla terza categoria e abbiamo fatto fino alla promozione. Di quella realtà, se mi consente, ricordo due cose. Faccia pure. Abbiamo l'attuale record di vittorie consecutive UEFA, 25 partite su 26. 25 partite su 26. 25 partite su 26. Abbiamo messo anche un bellissimo settore giovanile in campo in quegli anni. Poi io ho dovuto lasciare perché per ragioni di lavoro mi sono trasferito dall'altra parte della Sicilia e da 3-4 anni mancavo. In realtà me lo chiedevano di ritornare. Me lo chiedevano spesso, io avevo difficoltà tecniche che poi sono le difficoltà che ho anche oggi a essere presente. Io sono un presidente che è presente una volta, massimo una volta per gli allenamenti a settimana, e però sempre nelle partite ufficiali. È importante che la presenza la presenza economica, il gesto di Pippo è presenza economica. La presenza fisica è importante. Sono un presidente che ha delle difficoltà tecniche per essere presente, però è evidente che quando sono tornato e ho chiesto di tornare, mi è stato chiesto di tornare, io ho fatto subito un ragionamento. C'era questi meravigliosi dirigenti del Milo, di questo paesino arroccato che avevano, ci vado in vacanza, quindi che avevano delle difficoltà immense a fare calcio lì, perché se chiede a un giocatore di Catania di andare a giocare a Milo allenarsi a Milo di sera è freddissimo. È come andare a giocare a Mosca, quindi però in un campo abbandonato, tra l'altro. Un campo guardi, poco fa sulla vicenda l'ascoltavo sulla vicenda dei campi sportivi, il dramma del calcio dilettantistico
in Sicilia, o meglio da Napoli in giù, sono le strutture sportive. Non si può fare calcio in quelle strutture, in quelle condizioni. Diventa assolutamente impossibile, tant'è vero che io sono dell'avviso che la nuova norma del CONI, che prevede l'affidamento alle società, qualora le società riescono, è l'unico modo per avere dei campi decenti, perché le amministrazioni non ce la fanno, non sono ma le società ce la fanno poi a gestire un campo, manutenzione, manutenzione straordinaria. Glielo dico con grande onestà, se ce la fanno le attuali amministrazioni a mantenerle in quelle condizioni, una società di calcio che ha un bel settore giovanile, che può fare un progetto, riesce? No, sicuramente meglio. Io ho trovato un campo sportivo che non aveva la caldaia. Addirittura, quindi, è tutto diciamo, per capirci. Il passaggio del Milo che mi chiese questo impegno, io l'ho fatto ad una sola condizione, che ci fosse una fusione tra le due società, ovvero per la prima volta non delle società che si rompono, ma delle società che si fanno unione per... E abbiamo programmato un campionato per quello che secondo me è il giusto palcoscenico per Fiumefreddo. Della serie, se arriva alla promozione ben accetta. Fiumefreddo merita tranquillamente la promozione perché è il suo palcoscenico e poi merita di ricostruire un settore giovanile importante. Io sono tra le poche scuole calcio, credo che ha lanciato un progetto di scuola calcio gratis per i bambini, non si paga nemmeno. Non c'è business, perché in molte scuole calcio c'è il business. Io ho lanciato un progetto dove tutti i genitori che hanno i bambini a casa, invece di tenerli davanti alla PlayStation, me li possono portare. C'è Andrea Grasso, che è un nome che a Fiumefreddo ricordano tutti, che passa i pomeriggi ad allenare questi ragazzi, e penso che da lì bisogna. E credo che da lì ha detto bene, si deve partire. Quindi un in bocca al lupo per la stagione con questa squadra della Paternese che insomma è lì insieme a voi. Hanno un solo problema, che dovranno venire a fare lo sconto diretto in casa. Allora lì in quel caso poi si vedrà cosa succederà. Voglio passare velocissimamente agli altri gironi di prima categoria, così per avere un quadro completo. Dopo il girone D abbiamo il girone E appunto di prima categoria, dove chi abbiamo in testa? Lo Sporting Augusta, Ettore, che ha 2 punti di vantaggio sull'Erg, e sono due squadre che sono destinate a lottare insieme per il primo posto, perché hanno ormai già staccato le inseguitrici, quindi in bocca al lupo a Sporting Augusta e a Erg. Nel girone F invece il ritorno del Modica nel calcio tra virgolette che conta leggermente, insomma Modica sappiamo benissimo è una piazza super importante dopo la disastrosa stagione dello scorso anno, stanno cercando di ritornare con grandi sacrifici, ma probabilmente con un progetto, perché questa New Modica è in testa se non sbaglio, no? Esatto Ettore, il girone F ospita 2 prelibate in realtà del calcio dilettantistico, quale Modica che probabilmente vincerà il campionato, e il Noto che si trova costretto a inseguire la salvezza con 7 punti di penalizzazione. Al momento la salvezza è assolutamente alla portata del Noto, che può comunque che deve ancora comunque sudare. Nel girone G invece il Mister Bianco continua ad essere la squadra leader, 46 punti. Assolutamente sì Ettore, e solo l'Armerina può insidiare il Mister Bianco, che ha 6 punti di vantaggio e che ha nelle proprie mani il destino del girone G, ma l'Armerina ha tutte le carte in regola per accorciare qualora il Mister Bianco dovesse operare qualche passo falso. La vittoria di oggi dell'Armerina sul Mister Bianco in Coppa lo dimostra. Motta Sant'Anastasia comunque è pronta eventualmente a sfruttare qualche passo falso. Assolutamente, come anche il Ciclope Bronte, sono 4 realtà preparate. Assolutamente. Chiudiamo il quadro del campionato di prima categoria e poi passeremo ai saluti finali con il girone H, squadra del Gangi in testa. Avevo preannunciato che il Gangi, la vittoria di oggi a Cefalù lo dimostra, è una squadra costruita per il campionato di promozione e probabilmente otterrà poi la matematica nel corso del tempo. 5 punti di vantaggio sul Vallelunga, che comunque non ha nulla da invidiare alla capolista, però 5 punti Ettore cominciano a essere pesanti in questa fase del campionato. Assolutamente. Bene, allora passiamo ai saluti. Intanto ringraziamo per la presenza il presidente dell'Atletico Fiumefreddo Giuseppe Caudo, augurandogli insomma che
possa dare nuova linfa, come già sta facendo a Fiumefreddo, con la stessa intensità con la quale insomma aveva iniziato tanto tempo fa. Adesso il ritorno nel calcio porterà nuova voglia di scommettersi a Fiumefreddo. È un po' più facile, diciamo, adesso. C'è più esperienza? Tanto sì, abbiamo acquisito un bel po' di esperienza, perché questo qui è il campionato più difficile dei dilettanti. È vero, la prima categoria è una sabbia che la prima categoria è un campionato difficilissimo, perché ad attrezzarsi per fare il salto di categoria sono sempre almeno 2 o 3 squadre. E quindi è complicato. Bisogna guardare il portafoglio. Ma più che il portafoglio, perché poi le società a questi livelli possono anche spendere tanto. Io ho un organico che obiettivamente è da promozione. Lo sappiamo, lo conosciamo. Penso lo conoscete. Non è solo un problema di quanto spendi, ma poi un problema deve funzionare tutto. Tutto significa poterti allenare. Io mi alleno il martedì a Trecastagni. Quindi diciamo, possiamo immaginare i sacrifici. È complicato, però una cosa è certa: il progetto è messo in campo per riuscire ad avere risultati e durare. No, la parola durare è fondamentale. Durare non è solo fondamentale, a parte che io sul durare posso dirle che possiamo farlo un giro nei campionati, è difficile. Il durare è assolutamente fondamentale. Nello stesso tempo, quando si fanno dei campionati come quello che stiamo facendo noi, dobbiamo cercare di fare bene dentro il campo e fare bene fuori dal campo. Guardi, io una delle cose a cui tengo di più, ma penso che non ci riesco, è la Coppa Disciplina, perché riuscire ad avere una squadra ragazzi, troppo tranquilla è difficile, un campionato come quello è di prima categoria. Però le posso assicurare che il calcio dilettantistico che ho trovato quest'anno, dopo 4 anni, sì, ha delle società che posso dire più... Sta cambiando qualcosa. Diamole più sportive? Sta cambiando qualcosa. Meno male. Con questo ottimismo lo ringraziamo al Presidente, sperando di rivederlo presto. Pippo, voi avete una realtà del quartiere, una realtà dove siete tutti pronti a portare avanti il nome del D'Agata, che è nato per l'entusiasmo di alcune persone. Siete arrivati in promozione con un'escalation di promozioni sempre di anno in anno, determinazione che diventa a questo punto fondamentale per salvare la stagione, ma probabilmente anche per creare il proseguo anche già dalla prossima annata. Intanto è giusto finire questo campionato, chiaro. Non è facile, perché questo campionato, come lei dice, il girone di prima categoria è difficile, ma questo girone di promozione, dove noi facciamo parte, specialmente con queste grandi squadre, piazze blasonate, una realtà come quella nostra, che è un quartiere, e scontrarsi con Ragusa, Vittoria, Paternò, diventa veramente difficile. Quando tu per confrontarti devi fare salti mortali, perché devi formare una squadra degna di combattere con queste squadre. Trovi difficoltà, per cui le difficoltà sono reali, però è anche vero che Catania offre, a differenza di un paesino, offre tante scelte, molti ragazzi molti ragazzi non si vogliono allontanare per questione di lavoro, perché noi abbiamo tanti ragazzi che lavorano e giovani in queste categorie, anche e soprattutto perché hanno problemi di trasferimento. Bene, allora un in bocca al lupo anche alla D'Agata, un saluto anche a Pippo saluto a te e a tutti quanti, in bocca al lupo al Presidente Andrea Grasso e compagnia bella, perché ci sono degli amici miei, spero che vi veda in promozione. Ma andrà bene, andrà bene. Pennisi ha fatto un organico meraviglioso e sta facendo un grande lavoro. Allora, devo passare i saluti e lo faccio anche con Alessio Patti, che rivedremo la prossima settimana, come al solito, per commentarci la promozione e la prima categoria. Buonasera Ettore e a domenica prossima. Noi, per quel che ci riguarda, appunto, rimandiamo l'appuntamento a fra 7 giorni, di nuovo naturalmente sul canale 78 del Digitale Terrestre, su Gold 78. Vi ricordo la replica chiaramente nella stessa serata della domenica e anche nella giornata di lunedì pomeriggio. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.